Bene, allora buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti qui a Sasserami, l'azienda dimostrativa di Veneto Agricoltura, dove quest'oggi faremo un terzo appuntamento della serie di incontri dedicati al nocciolo e alla coltivazione del nocciolo in pianura padana, in particolare in Veneto. Un'iniziativa questa che è partita da Veneto Agricoltura su sollecitazione di Confagricoltura, che collabora alla realizzazione di queste iniziative. In particolare poi questa iniziativa è all'interno del percorso formativo per i consulenti supportato dal programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto e questa iniziativa porta alla fase formativa, alla fase dimostrativa, un'attività di sperimentazione che Veneto Agricoltura sta svolgendo con l'Università di Perugia, qui rappresentata dalla professoressa Daniela Farinelli e dal suo team che dopo presentiamo, e come forse qualcuno di voi già ha partecipato agli incontri precedenti, abbiamo fatto un primo iniziativa a novembre del 21 in sala, in cui abbiamo presentato un po' le diverse problematiche della cultura del nocciolo nella nostra regione, e abbiamo presentato l'attività sperimentale che poi qui andremo a vedere, e poi il 25 di agosto dell'anno scorso, del 22, ci siamo ritrovati qui in campo e abbiamo visto direttamente sul campo alcuni aspetti della coltivazione, della forma di allevamento. Tutto questo che abbiamo fatto il 25 di agosto lo potete rivedere su YouTube, sul nostro canale YouTube, è tutto video registrato, così come sarà videoregistrata la mattinata di quest'oggi, che si sviluppa per buona parte qui in campo. Staremo qui fino alle 10:30, 11, il tempo che serve per vedere tutte le diverse dimostrazioni. Poi ci spostiamo qui vicino al municipio di Ceregnano, dove ci rifocilleremo un po', grazie anche appunto agli amici di Confagricoltura, e poi avremo uno spazio insomma un po' più al caldo, un po' più riparati, non si sapeva mai, non si sa mai quando il tempo come va, e quindi avremo modo anche poi di fare ulteriormente domande, insomma tutti approfondimenti, abbiamo tutti gli strumenti per approfondire ulteriormente il tema. Io adesso mi taccio, io sono Stefano Barbieri di Veneto Agricoltura, per chi non mi conosce. Aspettiamo il passaggio del treno e do la parola alla professoressa Farinelli e poi al suo gruppo, che condurrà poi tutta la mattinata. Anzitutto vi do il benvenuto a questa giornata dimostrativa e pratica, a questo noccioletto, ma prima di cominciare ci tenevo a presentare il gruppo di lavoro, come lo chiamo io, partendo dalla destra, dalla dottoressa Traini, che collabora con noi, ha fatto la tesi, eccetera, collabora con noi sulla coltivazione, prove sul nocciolo. Partendo dalla mia destra, Claudio Checcarelli, un nostro tecnico, e vedete che lui è provvisto di forbici elettriche, perché abbiamo pensato anche di farvi vedere dell'attrezzatura che utilizziamo per la potatura del nocciolo. Queste sono tutte forbici elettriche. Alla mia sinistra Andrea Sforna, anche lui un tecnico del nostro Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, il quale però invece ha attrezzatura manuale, che come anch'io ho delle piccole forbici, lui ha i forbicioni. E infine alla mia sinistra Enzo Pinca, un altro nostro tecnico, pure lui è fornito di attrezzatura elettrica per la potatura. Okay. Qual è la nostra idea di prova? Noi in realtà ieri abbiamo già potato quasi tutto il campo, cioè abbiamo potato 900 piante. Okay? Abbiamo però lasciato 50 piante più o meno di diverse tipologie, diverse varietà, perché l'idea è farvi vedere per cosa potiamo, cosa facciamo, e poi fare eventualmente con l'attrezzatura manuale farvi fare
della potatura di allevamento. Quello che poi potete osservare, noi siamo tra due file di due varietà diverse. Alla nostra destra tonda romana, okay, e alla nostra sinistra tonda francescana. Già potete darci qualche critica, notate che noi non abbiamo tolto i polloni, okay? Perché la spollonatura va fatta durante la stagione, ma adesso provvederanno a farla l'azienda Veneto di Sasserami. Altro elemento che osservate, prima di passare, queste piante che le abbiamo già potate, notate. Cosa osservate? Osservate, adesso perché sono qua, 4 branche principali, notate anche degli amenti, cioè delle infiorescenze maschili, che proverò a far. Aspetta, ne provo un'altra con un po' di polline, vedete sono in deiscenza, eccolo, vedi il polline? Ok. Ma altro elemento estremamente importante, se vedi, questi fiori femminili, che sono nella fase quasi tutti ricettivi o comunque sono stati impollinati. Questa è tonda romana, perché la fioritura è questa, cioè febbraio, vedete ha molti amenti, bei fiori, strutturata con 4 branche. Andiamo piano piano a quest'altra parte, una varietà che è figlia poi di tonda romana, tonda francescana. La fioritura maschile è un pochino più anticipata, ma anche qua, se vedete, abbiamo molti fiori femminili. Anche qua abbiamo 4 branche principali, ben ripartite, e se osservate, poi lo faremo più avanti, poi più su, abbiamo operato 2 tagli principali. Ora ci spostiamo piano piano, insomma relativamente, 16 piante più avanti mi sembra, abbiamo lasciato delle piante più avanti, perché sono più, se non interessanti. Qual è importante? Secondo voi romana e francescana sono similari nel portamento? Beh, vabbè, sono molto simili. Beh, giustamente, questa è figlia, qualcosa saprà, no? L'elemento importante, avete visto che la parte interna è vuota, ok? È vuota e comunque le branche sono abbastanza ben spaziate. Cos'altro osservate? Tendiamo a farle una piccola inclinazione e poi andare più assurgenti. Va bene? Vi chiedo gentilmente, poi, scusate, sempre importante, la parte basale è pulita, i polloni verranno tolti. Tendiamo ad alzare la pianta verso l'alto. Qua l'ambiente è fertile, molto umido, e quindi cerchiamo di in qualche maniera favorire la coltivazione, le tecniche colturali, ma anche cercare di ridurre i problemi di eccesso di umidità. Ci spostiamo nella parte superiore dell'appezzamento e voglio farvi vedere tonda gentile delle Langhe, tonda giffoni e qualche impollinatore, e poi cominciamo la pratica. Adesso faremo una dimostrazione. La 16ª pianta, terzo blocco. Adesso facciamo qualche taglio carino. Questo è proprio brutto. Nel frattempo che saliamo, volevo farvi vedere un taglio che abbiamo fatto. Qua c'è un taglio di 2-3 centimetri. La domanda è: cosa abbiamo tolto? Era una branca che però era parallela a quella superiore. Vedete qua il taglio? Questo. Vedete? Quindi abbiamo scelto una sola branca e abbiamo tolto quella più bassa, adesso forse era anche inclinata, adesso chiaramente non ci ricordiamo, e notate abbiamo anche un po' eliminato la cima, lasciando comunque una guida, spaziando le branche. Avete domande? Fatele, non mettiamo voti per adesso. Tu dove vai? Fabio, vai. Stai attento, chiaro? Volevo chiedere Fabio, prego.
Sì. Volevo chiedere, i polloni che abbiamo visto su quelle piante lì, Sì. che qui non ci sono quelli dell'anno scorso? Quando sono stati tagliati l'ultima volta? È stato fatto un trattamento qua, spollonante, che però l'ultimo trattamento non ha avuto particolare efficacia, probabilmente erano già leggermente lignificati, e quindi vanno comunque eliminati ora dalla base. Giustamente faceva vedere Fabio che queste piante non hanno polloni, perché sono piante innestate. Ora vedete bene, non so se si vede ma penso di sì, il colore della parte basale è più chiara e anche più, sembra, soberificata. Quello è portainnesto non pollonifero. Poi osservate la parte libera e cos'altro osservate? Che la pianta è un pochino più stretta, perché l'innesto sembra determinare questa maggiore assurgenza. Ma se vedete bene però, tranne questo taglio, qua non c'è altro. Quindi vuol dire che già la pianta è stata impostata negli anni precedenti. Quindi è importante fare dei tagli nel corso dell'allevamento, cioè non aspettare 2 o 3 anni. Chiedo scusa un secondo. Prego, avete domande? Sì, io. Vai, sì. Volevo sapere, alcune piante hanno 3 branche, altre vedo che ne hanno 4. In letteratura ho letto anche di 5. C'è un numero specifico? Allora, guarda, abbiamo 2 casistiche, 3 e 2, ok? 4 e 3 branche. Importante è come sono spaziate. Certo, 5 è una casistica un po' esagerata probabilmente, perché tu devi strutturare la pianta in maniera tale da avere una ripartizione uniforme della vegetazione. Okay? Per esempio in questo caso vedi stiamo allevando una futura branca. Okay? Oltre al fatto che vedi è piena di fiori, questi qua rossi, ok? E qua pure mi potresti dire, di qua non c'ho niente. Difatti ho cercato di ripartire di qua la vegetazione. L'altra sono 3 branche, però alla fine sono ben spaziate. 5 è forse ce ne abbiamo con 5, ma non credo. In fase di allevamento puoi averne 5, ma poi devi arrivare a 4. Ok? Puoi pensare man mano la toglierò l'anno successivo. E quando ce ne sono 3 vuol dire che la pianta non consentiva di metterne 4, di lasciarne 4? Beh, oppure era quella che ce ne abbiamo 3, no? Questa è la pianta in allevamento. E qua avevamo questo materiale, abbiamo fondamentalmente 3, se pensi bene, sono ben ripartite. Sì. Qua c'era un'altra branca, ma in realtà era parallela, quindi non era utile. Ma se tu guardi bene, sono ben spaziate. Sì. No? Quindi la quarta forse non ci serve. Certo, se faccio un esempio, se avessimo avuto questa, no? Così, insomma, è una situazione un po' esagerata. Okay? Prego, microfono per favore. Sì, scusi dottoressa. Non converrebbe inizialmente tenere un po' più di pianta, almeno all'inizio della raccolta, per poi sfoltirla successivamente? Giusto per no. incrementare la produzione all'inizio? Non è proprio così che funziona. Cioè, il problema è che siamo al 3° anno di vegetazione, noi. Al 3° anno, scusa, di vegetazione, entriamo nel 4° anno, perché l'abbiamo messa a dimora esattamente 3 anni fa. Okay? Difatti noi nel tempo, pian piano, abbiamo tolto la vegetazione. La pianta in allevamento, la produzione non è così, anzi, o è nulla o è poco importante. La funzione è formare la nostra pianta perché poi possa produrre nocciole. Quindi inizialmente si cerca di strutturarla piano piano, lasciando più foglie. Quando la pianta è piccolina, per quella lì più piccolina, abbiamo lasciato un po', vedi, sono un po' più di rami. Un po' di più perché sì, deve fare fotosintetizzare, esattamente. No? Ma man mano poi siamo saremo alla 4ª stagione noi adesso, cominciamo. Dal 5º anno dovrebbe cominciare a produrre qualcosa? No, questo hanno già prodotto lo scorso anno. Sì. Sì, hanno già prodotto lo scorso anno. Ho capito. Hanno già prodotto lo scorso anno, certo, la produzione del scorso anno non era raccoglibile. Se guardiamo qua, adesso non so se riesci a vedere bene i fiori, riteniamo che quest'anno avremo produzione.
Le vede i fiori quanti ce ne sono? Sì, vedo. Non vuol dire però, perché ci manca l'elemento chiave, non sappiamo se l'impollinazione sarà poi efficace. Io ho visto quest'anno il problema di... Sì, ho infatti. visto quest'anno il problema che tendeva a queste infiorescenze a seccarsi. A settembre, A ottobre. settembre, ottobre, sì. Probabilmente quello qua fa riferimento a qualche attacco fungino. Sì, dice. Sì, sì. Non è che fosse stato il secco che ha condizionato un po' Il la secco, pianta? sì, Cioè- anche quello, ma probabilmente, cioè il secco dipende, questi qui, l'impianto è in Sì, irriguo. Qua questo in abbiamo irriguo. due ali gocciolanti, cioè subirrigazione. Qua non è stato, forse una quota è stato anche qualche attacco fungino, perché non è proprio dovunque questa cascola. Ho capito. Cioè dipende dagli areali e potrebbe essere stato quello. Adesso, Proseguiamo? dopo questa potatura, c'è un intervento da fare per disinfettare, per fare qualcosa, No, oppure no. è talmente... No, la pianta non ha, cioè la pianta non ha di fatto, problemi di per sé? no, quindi- di per sé non c'ha, nel senso che qualsiasi intervento, lei dice questo taglio, che poi è dello scorso anno, Sì, vedete? sì. È un taglio però stato fatto in maniera obliqua per evitare il ristagno dell'acqua, non c'è alcuna problematica. Ok? Viene fatta quando la pianta è in riposo. Non Perché viene- questa è una zona che di solito ha visto, al di là delle temperature, ma più che altro l'umidità, le nebbie, Sì, però qua non con abbiamo- altri fruttiferi abbiamo visto che abbiamo dei problemi non sì. da poco, per cui ecco, questa è nuova, per cui non sappiamo La come problematica si sarà comporta. successivamente al germogliamento, sarà da Ah, fare qualche germogliamento. intervento, è lì il Ok. momento critico. Va bene. Qua il problema che dicevamo prima, chi è? Che mi diceva prima? Sì, volevo chiedere Sì. una cosa. In questo caso qui, Sì. l'anno prossimo facciamo un taglio che io chiamo di ritorno, però forse nel nocciolo non si chiama così, per fare in modo che il prossimo, che il ramo si allarghi? Vabbè, ancora la pianta è troppo piccola per Sì, fare sì. quello che dice lei, in taglio No, di no, ritorno si no, fa. ma nel senso che quindi questa qui... Ma si allargherà comunque No, no, questa. siccome ha un portamento assurgente bello carico e quindi Però penso anche che con spinga. la però- fruttificazione si allargherà comunque. Ok, quindi non viene lasciato Eventualmente là. no, non è così, Ok. non si cioè qua il problema per esempio, si vede qua la problematica è diversa. No? Qua abbiamo, sì. però manca una parte, lo scorso anno abbiamo tagliato, vede la parte centrale, perché avevamo un unico fusto. Cosa abbiamo fatto? L'abbiamo fatto anche in altri casi, abbiamo tagliato l'asse centrale, si sono sviluppate 3 branche. Qua abbiamo lasciato un po' di materiale sperando che questo cresca. È l'allevamento. Sì. Però se vede anche qua abbiamo già frutti. Questo aiuterà sicuramente ad allargarsi. Sì, quindi si allarga naturalmente. Ma poi in eventualmente linea il di prossimo massima. anno si vede. Eventualmente nel caso. Ok, grazie. Ancora più su, dove siamo? Ci siamo? Ci siamo. Questo è il blocco che abbiamo lasciato non potato. Va bene? Cominciamo perché siamo qua, però era uguale, ok? Allora, chiedo cortesemente. Allora, cominciamo con quelle manuali e poi cominciamo con quelle elettriche. Prego, chiedo a Andrea che ha manuale, poi chiaramente queste potete utilizzarle anche voi, questo manuale. Questa è una pianta, giusto farvi vedere il passato, lo scorso anno noi abbiamo fatto un taglio centrale, lo vedete? E questo ha determinato si è già allargata, dov'è la signora? Vedete già così si è allargata. In realtà la pianta è già strutturata. Quante branche presenta? 1, 2, 3, 4. Okay? Partiamo dal basso, in teoria dovete prima togliere i polloni, ok? Dopo chiederò a qualche volontario che lo faccia. Poi puliamo il tronco, così se ci fosse materiale che ci ostacola la vista viene eliminato. Okay? Qua abbiamo 2 taglie, se vedete 3. Il periodo ideale adesso per fare queste operazioni? La potatura si fa in inverno, quando la pianta è ferma. Noi abbiamo aspettato un po' anche per la fioritura. Vedete? Sì, l'alziamo un pochino togliendo 3 rametti. Chiaramente qua c'è un taglio che proprio ce lo dice anche la pianta da fare. No? Noi si è formato un piccolo succhione centrale, ma se vedete il tempo è veramente molto limitato. La pianta, cioè al massimo abbiamo questi 2 rami che possiamo eventualmente spuntarne uno dei 2 o togliere uno dei 2. Perché abbiamo tolto quello?
me lo rimetti, perché fai 2, questo era quello più vigoroso, ok? Capito? Facciamo questa di qua, dopo sento Enzo, vieni con le forbici elettriche. Questa è un'altra tipologia di pianta, quella lì era innestata, questa è micropropagata. Chiedo a Enzo, poi c'è anche, se ne fai, cominciamo con la potatura dei polloni, la spollonatura, che però non è potatura invernale in realtà. Se vedete però anche qua la pianta è già strutturata, perché nel corso degli anni, questo sarebbe il terzo intervento, già è stata formata. No? Qua notiamo dove erano 3 branche. Dove era finito? Sì, è lui, cercavo lui. Qua sono 3 branche, vedi? Però la pianta, cosa abbiamo fatto lo scorso anno? Abbiamo lasciato questo che era un rametto e si è riformato in qualche maniera. Adesso pulito la parte basale, si comincia con la pulizia del tronco per evitare che qualche rametto ci vada a ostacolare la vista. Ma di fatto bisogna fare fondamentalmente al massimo 2 tagli, non è che dobbiamo farne tantissimi, perché la pianta è già formata nella sua struttura. Questa l'abbiamo lasciata sperando che diventi una 4ª branca, perché qua c'era un po' troppo vuoto. No? Scusi, Dimmi. prima che tagli, Fabio. sì, prima che Aspetta, tagli Enzo, allora. che vada su con questi piccoli rametti che non credo, non diano problemi, visto che sono pieni di fiori, non è il caso quest'anno di tenerli, che comunque se si riempiono restano fermi lì? Però sono nella parte basale, inferiore della pianta. Questa parte sicuramente andrà a finire in ombra, quindi di fatto probabilmente sì, avranno qualche frutto forse, ma essendo in ombra non saranno così favoriti nel loro sviluppo. Se guardi bene, che lo conosco da un po' Fabio, qua abbiamo altrettanti fiori. La fruttificazione sarà favorita nella parte più apicale e medio-alta. Il nocciolo è una pianta che cresce nei luoghi freschi e umidi e anche ombreggiati, però così diventerebbe una parte che alla fine non ti dà così produzione rispetto alla parte superiore, capito? Quindi noi le togliamo perché di fatto andrà a finire in ombra questo rametto. Vai Enzo pure. E a volte qualcuno anche con la mano strisce e toglie le gemme sul tronco. Okay? Adesso lui ha le forbici elettriche. Attenzione, mi raccomando, ecco, ti chiedo attenzione che lui non può vedervi. Ha tolto un rametto interno, perché è del tutto inutile, vedete? E sono rimasti 2 possibilità. Noi abbiamo, dopo ho visto, 2 dicotomie, qua e là, ok? Già abbiamo fatto lo scorso anno, se vedete, ok? Cosa fa Enzo? Cerca di orientare e spunta. Sempre lo facciamo, favoriamo riduciamo la dominanza e favoriamo la formazione di rametti laterali. Qua abbiamo lo stesso problema, se vedi, cosa fa Enzo? Spunta l'altro perché di fatto la stezza, volendo lo toglie tutta, fatti. Ha una domanda, prego? Sì, buongiorno, Serena Vedoni di Nole. Allora, non si sente Serena, scusami. Scusate la voce. Sentite, ecco. Domanda sui polloni. Sì. Basta così o sarebbe meglio approfondire leggermente il taglio per farli partire più tardi? Sarebbe meglio farlo poi liscio, però non è così semplice. Sì. Quindi andare anche un pochino più bassi, sotto. però, ripeto. Ovviamente sì. Sì. Proseguiamo con questa qua, perché bisogna farle tutte. Forse che con queste qua, scusate se mi intrometto. Sì, questo non è facile. Con queste qua si lavora, basalmente si lavora... C'è uno spessore della forbice. Sulla parte basale si lavora, dunque sulla parte basale si lavora un po' male perché non riesce a orientarle bene e quindi rimangono leggermente distanti. Non è l'attrezzatura per spollonare, diciamo, ecco, capito? Quel lavoro lì manualmente viene più... Sì. Adesso fatto facciamo meglio. fare a loro, però con le forbici facciamo questa qua dietro, scusate. Adesso chiediamo a qualche baldo giovane, che cerco io. Alla fine mi è scomparso Nicolò perché ha visto che... Enzo il cappello. Grazie. Cercavo... ma tocca Fabio perché non sapevamo che toccava Fabio. Prego Fabio. Allora, per farvi vedere la differenza tra l'attrezzatura elettrica che diceva adesso Andrea. Questa qui non è fatta per spollonare, ma per potare. Anche per una questione di sicurezza. Attenzione, Lavorando così in basso, sei lontano, lavorando in basso non riesci a orientare bene la mano con la coordinazione del taglio e quindi
rischioso, diciamo, ecco, mentre la parte alta lavori meglio con le forbici, queste elettriche, sicuramente che riescono a fare tagli anche di una certa dimensione. Se vedete la parte adesso che ha fatto con le forbici no, manuali è venuto molto più semplice. La pianta anche qua vedete che è strutturata, ok? Abbastanza strutturata. Cosa dobbiamo fare? È un po' stretta. Vieni Enzo, aspetta, appena fatto Fabio, facciamo fare anche a lui. Cosa osserviamo? Contiamo le nostre branche. Io ne conto 1, 2, 3 e 4, ok? Sono forse un po' fitte, o meglio, sono un pochino strette. Allora cosa dobbiamo fare? Leggermente allargare. Vai pure, attenzione quando usate le forbici elettriche, mi raccomando, a distanza sempre. Semplicemente allarghiamo, Esatto. vai. Dunque, Togliendo. questa qua è una branchetta che praticamente va verso l'interno e quindi bene. la tagliamo. E inoltre si sovrappone a quest'altra, va bene? E la parte apicale La spuntiamo. ok? E già vedete che già la branca è formata. È più formata. Qua più o meno. Conseguentemente quasi ci siamo perché Sì. questa è praticamente ancora debole, Va bene. no? Questa deve ancora crescere per raggiungere le altre, Molto le lasciamo bene. stare. Cosa abbiamo invece? Questa Due qui branchetti. sono un paio e quindi per lasciarla equidistante dovremmo alla fine tagliare questa. Che è un po' meno e vigorosa. vediamo, esatto, Bene. questa senza spuntarla perché deve ancora crescere. Prego, attenzione quando camminate. Qui è soltanto una leggermente alta. E poi Per il un pochino resto, dentro, vogliamo un pochino qualcosina internamente. qualche dettaglio che va all'interno, però non è che ci siano grossi. Perché tanti internamente tagli non da avremo fare. luce. No? E questo qua va verso l'esterno. Noi il possiamo basso l'abbiamo toglierlo. pulito. Esatto, questo qui non ci serve. Io direi che ci siamo. Penso che Andiamo avanti. Qua. Basta così, può tranquillamente. andare, insomma, ecco. Mazza i fiori che ci E sono questi qua. sono Perché leggermente Fabio? sono deboli. No, quindi che non- vieni qua adesso. Io vorrei, facciamo un altro paio, oppure possiamo coinvolgervi? Allora, no, abbiamo Fabio, se hai bisogno poi c'è Enzo con le forbici elettriche. Qua abbiamo 4 branche, giusto? Sì, allora bisogna ragionare se casomai ci sei qua vicino a me, giusto? Sì, aspettiamo Fabio, facciamo fare a Fabio che tanto ci abbiamo... Allora Fabio, quando hai fatto di togliere i polloni, ma semplicemente per farvi capire, li puoi anche lasciare la prossima volta, non è un problema adesso, eh? Ormai questa è la fine. Questa l'abbiamo fatta. Se osservate, ok, vai Fabio, qua abbiamo, no, la cartella dalla a qualcuno che sai una cortesia. Noi abbiamo, vediamo le branche, ok? Io ne conto 1, 2, 3 e forse un po' 4. Ma se vedi che cos'è, gira attorno alla pianta. La pianta ti dice qualcosa. Allora, c'è uno in più da questa parte Molto qua. bravo Fabio. Allora, Adesso traduco un attimo la tua osservazione. Sì. Lui osservando la pianta ha già visto che c'è una branca abbastanza importante, con un bel diametro, che ha un portamento assurgente, non solo, che sta praticamente costringendo tutto il resto della chioma. Di fatto, però casomai il taglio lo fa Enzo, semplicemente perché è più pratico, non perché... Professionista. No, poi gli dovrei dare i Vai, guanti, ecco. sì, vai. Guardate già la pianta come si è formata. Bene? Cosa faresti Fabio per finire un solo taglio? Allora, su questa, una Molto delle bene. due, allora o spunto questa e tolgo tutta questa, o Oppure? fare il contrario perché questa è troppo farei il grossa. contrario, però dunque, tagliando, qui vai, sotto, vai, giusto? Vai, E perfetto. questa spunto o no? Ma puoi anche spuntare anche un pochino più alta, va bene? Pulito sotto non vuoi togliere nulla, per esempio qua abbiamo una toglierei branchetta. questa che è in centrale. Vai, certo. E al massimo, sì, vai, fai attenzione, sono sempre tagli. Se vedete la pianta, qua è tonda romana se non sbaglio, giusto? Sì. Però se vedete ha un bel carico produttivo, ha parecchi fiori. Quindi in questa maniera noi abbiamo abbastanza equilibrato la produzione possibile. Va bene? Fatto. Proseguiamo. Prego. Questa volta non li togliamo i polloni, no. Se qualcuno... Se qualcun altro, scusate, vuole fare, noi non abbiamo problemi.
Una domanda dei Sì, polloni. dimmi. Adesso io uso, come penso più di qualcuno, il despugliatore con la lama, Quella sagomata. sì, e col riparo per non andare addosso alla pianta. Però in qualche caso capita che si fanno dei tagli sulla pianta. Sono tanto dannosi o qualcuno può passare? No, possono essere pericolosi perché là l'umidità ce n'è parecchia, può essere una via d'ingresso, capito, soprattutto per i batteri, cioè, può favorire in qualche maniera. Le lesioni sono sempre pericolose nelle piante, soprattutto quando sono un po' importanti. Sarebbe bene evitarle se possibile, va bene? Allora, qua la pianta è un po' più complicata, va bene? Ma giustamente, però questo c'hai. Sì. Attenzione, noi siamo in allevamento, però siamo già alla quarta stagione, giusto? Cosa osservate? 1, 2 e 3. Abbiamo 3 branche. Dove è finito? Quello delle 3 branche. Vai, ma poi tocca anche a te dopo chiaramente. Per qual è il concetto? Questo c'hai, questo ti tieni, ok? Fare un taglio, cioè ma fai un taglio, fai un grosso buco, fai praticamente metà chioma. È troppo come intervento, anche se sarebbe, però è troppo forte. Allora, Beh, io taglierei questa e questa, vai, che sono perfetto. Ok, poi? questa centrale. Ah sì, questa qui era metti così, vai. Ma no, questa si può tenere, forse Però- una di queste due si può togliere, tipo Poi quella questa. sovrapposta, vai. In realtà una di queste due, cioè qua diventerebbe una terza branca, la Ah, quarta ok. branca, capito? No, Dopo bisogna toccare, facciamo fare anche a lei. Il, Si preoccupi, che tanto non ci scappa, cioè. io terrei comunque questa Questo anche sì, per un avevano discorso detto, e tagliamo pollinale. la pianta. Vai, Qui. ok. Poi la Su parte questa, apicale. quella più grande, più alta. Aspetta, cioè- ragionaci un attimo, guarda bene come sei No, impostato. difatti, io taglierei questa e spunterei un po' questa o anche no. Allora, qual è il concetto? Che questa va Attenzione, sopra l'altra, tenere questa che è più... che ma aprirei forse un le- pochino meglio perché mi sembra un po' troppo stretta, era un pochino per allargarla, credo. Dunque Vai. togliamo questa. Io direi che la pianta è... Se vuoi togliere questo la metto sotto, ma proprio perché lo vuoi fare, adesso non è così. Basta. La spuntate un pochino. Tutte e tre? Sì, vai. Infatti possiamo... Dalla parte. Qualcosa si formi, Qualche branca e c'hai la quarta branca, capito Fabio? Sì. Vai, i polloni noi li tocchiamo adesso, eh. Allora, questa la tolgo un attimo io. Attenzione. Vai, diamo la vera signora? Sì, sono qua. Prego. Tengo Se la sente, non è Sì, che... no, beh, ma io... Ah, qua la pianta... Vabbè, l'uno e l'altro forse anche no, però... I polloni non li tocchi, non ci importa, però la pulizia del tronco sì. Esatto. Cioè queste qua me le toglie lei, va bene? Volete fare anche, perché c'è la telecamera, se no potevamo accelerare facendo anche altre squadre. Allora, queste saremmo sotto. Le Le servono, toglierei. se guarda bene, scusi signora, sì, no, guardo. se vede non c'ha neanche Sì, le non è gemme, neanche brava, niente. esattamente, non è vestita si dice, ok? Lasci però, se vede, Sì, vedo dove c'è sì, no, guardi, aspetti che, ok, perfetto, lasci comunque il cercine No, per no, la, ma certo. facciamo noi eventualmente No, con no, le beh, forme, ma mi sembra va sia a bene, posto. io toglierei anche quell'altra, Allora, lei ha pulito sotto, sì. io girerei attorno alla pianta Sì, e darei guarda, un'occhiata, adesso do un'occhiata. va bene? Allora, quante branche ha? 1, 2 e 3. E queste già 3 sono, branche. Questo ok? adesso l'interno comunque Va non lo bene. tante. Posso pulire anche questi qua? Sì, sì, ma- ci sono, vabbè, quello Però non è così, non sì. è fondamentale finirla. Questa lo stesso la Va può bene. togliere. La tolgo magari di qua così. C'ha tanti fiori comunque, è pieno, proprio, Eh? Guarda, guarda. Allora, il problema è capire come strutturiamo, la domanda è questa, Allora, è una questa branca qui, che le serve? Questa essendo interna, Non va solo, è anche anche in molto competizione vigorosa. e tutto, quindi la Esattamente, toglierei. esattamente. Quindi parto. Dovrebbe lasciare Questo però è un po' di giratore. cercine, Sì, un po' di se la più. facciamo noi se serve il taglio, no, così? Sì. Perché le mie sono un po' rovinate, ho preso un pezzo di... no, va Ok, bene. adesso Adesso parte... ho le mie 3 branche. Perfetto. Allora, devo evitare... evitare di lasciare guarda, degli spazi eccessivamente vuoti. Esatto. Ok, poi quando c'è il dubbio fra le due, qual è la più vigorosa, quella più grande? Questa è più grande, quindi in teoria dovrei tagliare questa e Esattamente. tenere questa. Esattamente. Quella di là è posto. Ok. No, questa sì, Questo lasciamo. lascio tutto perché è tutto che va Perfetto. bene.
Questo è abbastanza... Qua è Però potrebbe aperta. spuntare, esattamente, al massimo ne spunta uno. E fare quell'altra. Vabbè, è uguale, non si preoccupa. Vabbè, Non c'è- fa il posto. sì. A Perché posto. comunque è aperto, quindi Ottimo. non entra in Di là competizione. ci abbiamo soltanto lì un Quella, pochino. Allora abbiamo che quella centrale è molto forte Ah. e quindi tende poi ad avere la dominanza anche su tutto Bene, il blocco. attenzione quando vada. E quindi Un taglio solo, un un taglio solo lo farei qui, pochino più basso. Toglierei Sì, sì. questa qua. Un pochino più basso. così. Sì, ok? però senza lasciare un naso, vada. Casomai lo facciamo adesso noi. Sì, sì, ma difatti io Perfetto. in genere taglio un po' più basso. La pianta è fatta. Ecco, sì, sì, Basta, lo farei. proseguiamo. Perfetto. Sì, prego, venga pure. Vabbè, poi anche sulla prossima in realtà. No, volevo fare una domanda. Non tagliare a raso ma lasciare un attimo di Certo, centimetri. sì, certo. Ha senso? No, Si no. può fare? Non ha senso? No, non si deve tagliare, si deve tagliare sempre lasciando un cercine che permette la cicatrizzazione, capito? Prego, però le forbici mie non... Forbici sono qui. Ah, no, prego, cerchiamo un volontario. Ah, sì, adesso Lo cerco io a caso? C'è un volontario? so che mi piace. No, tu non puoi fare perché sei addetto alla... no? E io solo due volentieri, però cercavo per coinvolgere anche altri. Vabbè, dai. No, dai, facciamo fare un attimo... Vai, perché forse questo non ce la facciamo secondo me. Comunque, vabbè. Allora, Beh, la pianta è sempre strutturata con 4 branche. Sì. Possiamo tenere. partiamo sempre dal basso e saliamo Beh, verso l'alto, il perché basso, prima facciamo la allora, parte basale. Andiamo Vai. a rimuovere Sì, molto bene. i rami, quelli. Quelli, ce n'è anche un altro, prima facciamoli Questa tutti. di qua. Ok, la pianta è già bella strutturata se vedete. Ok, adesso ci giriamo intorno. Le branche sono ben disposte. 4. Perfetto. Andiamo a rimuovere magari Sì. quelle più interne. Sì, tanto sono... vai. Questi funzionano bene, vai. Sempre poi lasciando, capito, un pochino di cercine. Ok, perfetto. Allora, E e qua dobbiamo semplicemente un pochino... Ok. questa rimossa. Volendo si potrebbe anche togliere anche da sotto, anche questa qui se vuoi. Questa. Anche questa. Sì, che- tanto stai in... Allora, parte apicale adesso guardiamo. Questa intanto può essere lasciata. La parte apicale abbiamo Cerchiamo comunque una guida. questa piuttosto vigorosa Mm. che possiamo deviare con un taglio Oppure? così. Io taglierei su. Oppure? Oppure togliendo questa e cimando questa. Qual è il concetto? Questa è forte, è vero, però è abbastanza strutturata, se vedi, cioè c'ha comunque più forte degli altri, ben allargata. Al massimo la puoi spuntare. Il problema maggiore che ti rimane è forse su queste due che stendono un po', basta fare, cioè ridurre uno dei due. Questa andrei a toglierla Ecco, qua. quello mi sembra un bel taglio. Posto. E di qua invece? Di qua tenerei questa e elimino questa che forse Sono tutte simili, oppure fai semplicemente un taglio così e è fatto. e tengo questa lì. Vai, questo è un naso oggi. Prego. E questa è la cima allora. Ah sì, sì, sì. Sta qualando. Ok. Vai. No, bisogna farle tutte, allora devo passarle per di qua. Sì. Sempre non toccando i polloni, adesso cioè, andrebbero toccati chiaramente, però adesso non li facciamo. Prego, vai, parte basale. Nella parte basale andiamo magari a rimuovere questi di più. Ok. Ce n'hai anche, beh. Attenzione anche a questo qui, Anche questo per favore. Ok. Vai. Allora qua, prima di tutto, se ti giri Adesso intorno alla vediamo un po' pianta, già l'interno. vedi qualcosa che... Allora, La parte interna, questo interno sicuramente va rimossa. vai, e già vedi che la pianta si è formata di fatto. Esatto. Ok? Poi, se Abbiamo- girandoci intorno, abbiamo soltanto un altro elemento che può essere, beh, a parte questa interna che vabbè ci sta, abbiamo due branchette. Sì, queste ci siamo. Noi abbiamo due branche principali, secondarie, ma questa è sovrapposta. Ok? Volendo si può togliere alla base, tanto è. Allora, adesso Questa può essere mantenuta, questa Anche? e anche questa. la spunterei leggermente che è un po' Va a vigorosa. riempire questa parte qua che se no altrimenti resta vuota. Possiamo ridurre ecco, un po' sti rametti che tanto sono poco, esattamente, volendo anche questo, tanto ne... Basta, Questo può essere lasciato vai, proseguiamo. e io sono No, perché sono tutte equilibrate. Qua ce n'è uno, partendo sempre dal basso, sì, partendo dal basso andiamo. questa ci abbiamo provato a far sì che si sviluppasse un'altra branca, difatti ce l'abbiamo, certo non è chissà che cosa, lo scorso anno abbiamo tagliato, vedete?
Però qua dobbiamo fare qualcosa nei limiti perché la pianta è un po' più complicata questa. Ok? Possiamo mantenere. Dobbiamo mantenere i principali. 1, 2, 3 e speriamo 4, giusto? Sì. Qual è il problema? Eventualmente possiamo tenere questo come che si allarga e togliere però è tanto questo. più bassa perché probabilmente mi sembra eccessivamente bassa e non tanto vestita. Era questo l'elemento che guardavo. Tagliando dalla base, ok? Già mi sembra meglio. Questa qui si toglie chiaramente. Vai. La parte interna. Questa dovrebbe essere, se non sbaglio, giffoni se non sbaglio. Posto. Diciamo così che dopo Ma io direi che una delle due. Cioè cercate di ricordarvi di fermarvi. Sì, beh, perché la forbice tende a essere. Specialmente quelle elettriche. Va, esattamente, vai. Quella è bella, fatti. Anzi, noi facciamo questa o facciamo questa? Chiediamo un attimo, no, prima facciamo questa qui, è una variante, facciamo questa. Però se vede qua qual è il problema di questa? Cosa abbiamo un problema? Molto assurgente, ma soprattutto io vedo solamente 2 branche, forse una terza possibile. Qua abbiamo provato a sviluppare una terza. Qua probabilmente non ce la fa con le forbici. Puliamo il sotto, tanto cominciamo. Tenendo questa. Beh, teniamo perché non ci abbiamo. Sì, infatti era questo il concetto. Chiediamo un attimo un aiuto. Siamo in allevamento, che vuol dire se dobbiamo intervenire dobbiamo intervenire adesso, va bene? Un pochino più radenti. Allora, qual è il problema? Se vi girate intorno piano piano, attenzione all'eccessiva verticalità della vostra pianta, della vostra branca, scusate, no pianta. Okay? Qual è il problema? Se vedete bene, questa è molto vigorosa e molto assurgente. Cioè abbiamo un'altra che poteva svilupparsi ma è soffocata. Ok? Prego Enzo, che no, con questo è impossibile. Siamo in allevamento e la vogliamo, no? O con i forbicioni, col troncarami o con questi, va bene? Questa non me la fa sicuramente. Se vedete la pianta già l'abbiamo recuperata. Qua idem, vedete qua qual è il problema? Questa la devo tenere, mi serve. Qua abbiamo 2 branche, ma questa è eccessivamente vigorosa, vai Enzo. E quindi che facciamo? E poi non è neanche vestita, vai, te tengo. Guardate un po', la pianta l'abbiamo recuperata e abbiamo l'equilibrio, sì, non facciamo un po' di a me, ma ok? Sì, questa non ti serve, lascia stare tranquillamente. Va bene? Sì. Dunque, sì, ci abbiamo altro, vai. No, questa l'abbiamo saltata, che? Vieni, chi cerchiamo? Agnella sta fumando, vai. Allora, vai, procedi? Però ti serve eventualmente Enzo con le forbici elettriche. Allora, fate un attimo, prima andiamo un'occhiata prima di fare. Qual è il concetto? Prima guardiamo un'occhiata. Giriamo intorno alla pianta. Questa va tenuta. Ah, certo. Può essere rimossa questa. Bah, adesso vediamo, dai. Una delle due allora, può essere rimossa. Sicuramente, ha detto giustamente prima lui, pulisco l'interno. E sicuramente. Vai. Come ti chiami, scusa? Davide. Davide, vai. Allora, già è un'altra regola, mai sotto i piedi. Ed è una maglia, perché se no uno ci inciampa si fa anche male. Allora, qual è il concetto? Qua dobbiamo cercare di vedere le possibili branche, ok? Abbiamo detto questa, adesso vediamo quale delle due, sicuramente. Abbiamo queste 2, però possiamo provare a sterzarle un pochino più in là. O eventualmente togliamo qua e teniamo questa. Esattamente. Esattamente. Vai, ce la fai, se no c'è. Sì. Vai. Vedete già la pianta ha preso la forma e qua devi cercare di contenere la vigoria perché sennò sarebbe eccessivamente forte rispetto alle altre 2 branche. Allora, se uso questa. Certo, perfetto. Poi se vedete anche, scusa, sì, è molto vigorosa, ha un internodo molto lungo. Vai, perfetto. Ti rimane l'ultima. Una delle 2. Guarda dove sta il vuoto. Esattamente, perché in realtà è equilibrata. Perfetto Davide, vai. Serve cimarle, no? Ma sono talmente piccoline che le lascerei, abbiamo fatto già parecchi tagli. Le abbiamo fatte? Via, di qua, se no saltano. Se qualcuno vuole. No, le abbiamo fatte, come queste le abbiamo fatte ragazzi. Le abbiamo fatte, scusa. Questa l'abbiamo saltata? Enzo, abbiamo saltato questa. Oh, vai. Dai, vieni qua. Dai.
Ah, ce l'hai? Vabbè, allora, prima poi parliamo, cioè, comunque abbiamo Enzo per i tagli, stai tranquillo. Qua la pianta è quella che è, che potresti, la regola è puliamo sotto tanto, vai, dammi la cartella che la do a qualcuno adesso, grazie. No, i polloni non ci importa, adesso come li avessimo già fatti, ok? Vanno fatti, però adesso noi non ci... Sì, ma magari anche in un altro periodo. Sì, adesso non era un problema di farlo. Allora, pulito, perfetto. Giustamente lui ha detto la cosa giusta, ha detto. Certo, c'ho sto ramettino qua, potrebbe che mi si formi in qualche maniera. Esattamente. E quindi la lascerei. La lascerei, come lascerei anche questa, che forse ci dà una speranza, per formare la branca che ci manca. Ok? Qua, alzati dritto, in realtà quello che puoi fare è soltanto pulire e provare ad allargare. Ok? Perché se tu fai, per assurdo, tagliassi così, si creerebbe anche peggio. In questo momento, in futuro, il prossimo anno probabilmente dovremo toglierla, ma adesso non abbiamo niente. E pensare a un divaricatore che allarghi, no? Basta che tu guarda, già togli questa, si sposta di qua. Sai il taglio però un po' più obliquo, vai. Qui? Sì. Pulisci un pochino l'interno, ok, già questa l'hai fatta. Vai, sì, tutto, tanto è in ombra. Ok, da quest'altra parte che potresti fare? Sempre per cercare di spostarci verso di qua. Verso di te. Molto bene, vai. Ok, di qua ci manca quest'altra parte. Noi dobbiamo andare verso di là, perché il prossimo anno interverremo in maniera più importante per adesso. Sì, molto bene, vai. Anche quelli sotto mi devi togliere però, Vai. Questa è camponica, vedete, ha un bel vigore. Cerchiamo di equilibrare un po' la vigoria togliendo quello più forte, Questo? Molto bene, sì. La taglio qui. Sì, perfetto. Puoi spuntare un po' quello che è troppo alta. Se vedete la pianto un pochino, il prossimo anno vediamo quello che succede. Ma un taglio drastico adesso è troppo forte, determinerebbe un discopio vegetazione che non ha l'utilità. L'abbiamo fatti, mi sembra di qua. Proseguiamo? Una domanda Dimmi. che mi veniva, Sì. dovendo potare un po' di piante, ogni quanto bisogna pulire la forbice? Ah, sì. Beh, vabbè, ogni tanto, soprattutto forse oltre a pulire, arrotare un pochino. Sì, Ma no, ma diciamo Disinfettarla? disinfettarla, sì. Ma adesso qua la problematica non ci sono, eventualmente ti fai una fila, un centinaio di piante, ma proprio una pulita con un po' di alcol. Sì. Va bene? Proseguiamo, vai. Allora, sì, vuoi smettere? Queste le abbiamo fatte? Sì. Aspetta, le abbiamo fatte Andrea? No, perché Sì. io avrei anche un caso clinico da... Ci sei in caso clinico? Vai, dai. Dammi il foglio. Aspetta, facciamo questo adesso, dai, facciamo questo di caso clinico, questo è abbastanza caso clinico. Ok? Aspetta. Ah sì, vai. Però guarda anche intorno. Allora. Certo, c'è una cosa gigante che però forse... Certo, è tanto verticale, io... Andrebbe tolto. Vediamo quello che lasci. Lascerei questo. Prego, Lascerei quello. prego, vai. Lascerei quella, questa e questa. Qua c'è un problema, se tu vedi bene, c'è un problema che siamo in allevamento, si può fare perché siamo in allevamento. Cosa vedete? Tu guardi l'inclinazione e la vigoria di questi rami. Qual è? Questa è inclinata, è abbastanza ben strutturata, in realtà è soffocata da quest'altra. L'altra, vabbè, c'ha due branche, però alla fine questa di qua, questa è comunque spostata. Noi abbiamo un succhione centrale che è sempre più forte, guarda qua dietro, guarda qua, ha una vigoria enorme, siamo in allevamento, quindi dobbiamo impostare la pianta e a volte dei tagli servono, perché questa branca lasciata, cosa succederà? Andrà a forzare tutto il resto. Vuoi fare con questo o con le forbici? Sì, facciamo proprio col troncarame. Sì, io non sarei in grado, penso. Ecco perché lo facciamo, vedete quanto è verticale, vedi? Purtroppo sperando che il prossimo anno qua qualcosa si forma da quest'altro verso. Lo vedi? Vai, l'alza un pochino Andrea, il nostro tecnico.
Se vedi alla fine, certo, ora non possiamo fare chissà qualcos'altro di importante, ma l'abbiamo già un pochino ristrutturata. Bene? Quello che potresti fare un pochino lì dentro, abbiamo 2 branchette sovrapposte. Prego Andrea. Quella che ti fa più... Questa? Sì, la puoi tagliare, tanto è un taglietto. Vai. E poi equilibriamo le cime, se ce ne abbiamo troppe. Ok? Vedi che fa quella più verticale, quella più verticale più forte. Cerco di spostare la pianta. E qua pure dobbiamo andare da quest'altra parte. Questa però è difficile, ti dico che non era semplice. No? Dammi il foto. La foto. No, perché adesso non abbiamo nient'altro, perché il nostro problema era questa, capito? Beh, questo qui l'anno scorso l'abbiamo lasciato, sperando che si comportasse in maniera diversa, ma non è stato. Proseguiamo, come vi pare, anche per di qua, che sono altre tipologie. Sere, toccherebbe a te? Scusa, giusto? Ce l'ho anch'io comunque se vuoi, le sue sono più affidate delle mie. Io le ho lasciate in macchina che erano sfilate. Ah, in realtà qua la pianta abbiamo provato, vedi, l'anno scorso abbiamo fatto un taglio per cercare di aprirla, ok? Quello che c'hai è questo. Qual è? Vai. Questo c'hai. Non è che abbiamo granché, No, esattamente. Noi abbiamo 2 branchette Questa? sovrapposte, ok? Diciamo che sono... Ce ne abbiamo 2 sovrapposte e abbiamo un'altra, questa qua. Allora, sotto una pulitina la possiamo anche dare, così togliamo un pensiero. Nel frattempo ci pensa. Sono i tagli sicuri al 100%. Questi sono sicuri, giusto? Quindi eliminiamo. Vai. Anche questo? Sì, anche, beh, quella lascia, dammi una speranza. infatti, no, io questi qua dicevo, questi qua piccolini. Allora, qual è il problema? Noi stiamo formando la pianta, Mi seguite? Dobbiamo creare, Stefano, benvenuto. Adesso, circa... comunque questo qua, c'è già questo che è bello orizzontale. Però è tanto orizzontale. Allora, scegli quale dei due tenere. Allora, questo potrebbe essere quello da tenere. Se questo è troppo orizzontale verso l'interfila, teniamo questo qua. Soprattutto è troppo orizzontale, però è orizzontale perché è forzato dall'altro. Dobbiamo capire anche l'inclinazione della tua inserzione, capito qual è? Taglio sicuro al 100% è l'interno. Perché è succhione, capito? Questo è un succhione. A tagliare facciamo in tempo. Ok, adesso guardate intorno un attimo. Fai un giretto, perché la pianta te lo dice. Qual è quel? Ma siamo qua apposta, tranquilla che noi ci stiamo facendo niente. Io direi questo è troppo verticale. Vabbè, sì, è interno soprattutto, quello è interno, quello è sicuro, perfetto. Ok? Allora, se questo è troppo basso, è comunque anche danneggiato. Vabbè, sì, quello è stato il trattore. Qualche colpo di grave. Vai. Oh! Mamma mia. Tanto il modo migliore per imparare a fare, Tanto ributta. Ci siamo noi comunque con i forbicioni eventualmente, Sì, vabbè, quello poi togli, ma tanto vabbè. Adesso abbiamo di qua. Certo, adesso qualcosa devi tenerti, per cui... no? Sono dei bei tagli. Sì, però qua abbiamo proprio la situazione... Questo è un po' bassino, questo va sull'interfila, quindi non mi Da darà tutto fastidio. potremmo avere però questo, stiamo allevando questo, volendo. Ora togliamo questo e lasciamo questo. Basta. Questo qui sta in allevamento, No, facciamo noi con i forbicioni? Fai con i forbicioni, Andrea. Basta. No, questa è difficile per Serena, Bei tagli Questa è stata veramente complicata, vieni. Vabbè, ma sono quelli che si impara. Anche questa casistica, tutte te le prese, com'è? Esarmano anche questa. Non mi sembra, non è Giffoni questa? Mi sembra Giffoni a me. Allora, qua un pochino meglio di prima, rispetto a prima sei un pochino meglio, sei più fortunata. Allora. Qua parte un po', cioè ne abbiamo una, due. Però non c'è nient'altro, estensione, Questa qui è vicina, ma... Questo è il mio taglio certo, questo qui c'ha. Cioè, non possiamo sempre esagerare nei tagli, se c'è qualcosa abbiamo, teniamoci. Questo è il futuro nostro, ok? È questa e questa. Qual è? Guarda la verticalità. È molto verticale? Ma insomma, mica chissà qua. Infatti, io pulirei un po' l'interno, anche qua dentro, no? Perché ci abbiamo poco. Questo che è Giffoni, secondo me. Giusto? Cioè, un taglio così grande, un po' troppo forte. Andiamo a spuntarla Sì? e riduciamo la vigoria. Basta. Io direi che sottopulisci, basta. Basta, Sire. Vai, facciamo una più semplice. No,
Tutte te sono capitate? Facciamo quelle di Vai. Premesso che sotto avremmo dovuto pulirle, capisci? Allora, vai, questi sono sicuri, vai Serena, non vai. li faccio io. Vabbè, li faccio male. Perché non... No, no, farli che non è che succede... lascia un pochino di cercine però, un pochino se ce la fai, un pochino più staccato. Nel frattempo guardiamoci la pianta. Piano. Vai. Anche questa chiaramente siamo in allevamento. Dobbiamo prendere qualcun altro per essere interrogato. Giusto? Allora, molto bene, vai. Cioè, comunque sono tanti fiori anche questa, Allora, questi sono sicuri, questi sono sicuri. Adesso, le branche. Questo è certo. Ok, vedendo anche questo qui è interno, tanto sicuramente interno andava tolto. Io conto, assieme a te. 1, 2, 3, 4. Via. Sì, quella sottobranca, sì, infatti. Allora, aspetta che... Ok, era questo che ci toglieva. Però cerchiamo di dargli un po' diverso. Allora, in che senso? Dentro comunque. Via anche questo. Okay. La domanda tua probabilmente è l'altra branca che devi prima regolare. Aspetta, vada quell'altra. Allora, l'altra, questa è la più vigorosa delle due. Però lì c'è quell'altra, adesso come fai? Eh no, devo togliere questa qua. E la spunti. Però guarda bene. Devi scegliere la punta che divide lo spazio, fa finta una città. Deve scegliere la punta, vedi lo spazio tra le due della chioma, capito? Ok, perché non ma questa la dovevo togliere perché era comunque verso dentro. Quella è interna, sì, va bene, non ti preoccupare. Qua, togliere questo. Sì, è lì il problema, capito? Ok, è da guardare da tutte le parti. Da tutte le parti, esattamente. Questa che è francescana, come si... Poi, siccome, perché vi dico questo, attenzione anche alla fioritura, se tu vedi è particolarmente abbondante. Le varietà così abbondanti vanno comunque un po' regolate nella fruttificazione futura, riducendo un pochino più, capite, il numero di fiori. Non abbiamo finito? Vai. Allora, di qua. La parte interna dagli una pulita sempre, perché comunque è un po' troppo. Per esempio questo già ti riduce un pochino, no? Il numero di fiori. Ok? Poi l'altezza più o meno è simile, pulisci la parte interna sempre per ridurre un po' dei fiori, capito? Qua dentro. Io direi che fatta una piccola spuntatina di qua che è un pochino alta, passiamo a quella dopo. Ci approcciamo a potare questa pianta, no? Di 4 anni e girando attorno cosa osserviamo? Prego Enzo, che è il nostro tecnico, che comincia a operare la prima pulizia della parte basale. Prima cominciamo a togliere togliendo il la materiale metti da sotto che diciamo che sono sicuramente rametti, sì, hanno dei fiori ma siamo in allevamento. Siamo in allevamento e quindi si cerca di stabilire la pianta. Ok, poi dobbiamo cercare di capire togliamo questo succhione nel mezzo. La parte interna è un succhione, va tolto, va bene. Lascerei questa piccola branca qui in lascia funzione di quello che sarà il futuro. Sperando che si formi una branca, va bene. Però vedo che ce n'è una anche qua e quindi questa potrebbe andare a sostituire, si tiene qua proprio perché c'è questa. Noi abbiamo due branchette, la domanda è siamo in allevamento, giustamente ci chiediamo, le togliamo, le lasciamo, siamo in allevamento. La più posizionata bene, secondo me, riguardandola bene, è questa. Questa già l'abbiamo, l'avevamo lasciata lo scorso anno probabilmente. E si tiene qua proprio per quel discorso lì. Perché qui è forzata da quest'altro rametto, quindi volendo lo tagliamo. Prego. Poi puliamo la parte interna, giustamente. Va bene, aspetta, mi scanso un secondo, vai. Ok, già l'abbiamo, no? Ora chiaramente dobbiamo far sì che questa branca venga da questa parte e quindi cosa farà Enzo? Prego, andrà a togliere il rametto opposto e già l'ha formata. La domanda è questa è una sottobranca, okay? Perché in realtà sì, è parecchio, potremmo anche lasciarla in fase di allevamento, ok? Perché ci potrebbe formare, essere utile come formazione futura. Se volete magari spostare leggermente l'asse da questa parte, togliamo questa. Ci manca l'ultimo intervento e per esempio noi dobbiamo far sì che questa branchetta cresca. Venga qua, quindi questa la lascerei io. Vai. E spunterei o toglierei questa qui. Anche tutte, se abbiamo il rametto sotto. La possiamo togliere. Io direi che basta. Basta perché il resto sono tutti quella l'abbiamo fatta, proseguiamo, dai. Piccolissimi. Siamo di fronte a una pianta di 4 anni, molto vigorosa di camponica, ok? Mi sembra camponica. Notate che è molto molto vigorosa e abbiamo 1, 2, 3, 4 branche assurgenti e una sovrapposta.
giriamo attorno alla pianta, prego Enzo, cominciamo a vedere, ovviamente utilizziamo le forbici elettriche dato anche il vigore. Andiamo per gradi perché molto importanti. chiaramente, no, bisogna Mai valutare, fare un taglio immediatamente grande, perché poi non si recupera. su quello che è il discorso del... Partirei dal certo. Esatto. Il certo è questo. Certo è questo. Questa qui è certa, la vedete? È ben formata, non abbiamo questa problemi. che va verso l'interno, quindi io Ok, è a posto. Quella è la sicura. toglierei. Vogliamo puntare un pochino. Qua abbiamo due problemi importanti. Abbiamo due branche molto vigorose e ne abbiamo una che è forzata, no? Dalla presenza di questa branca vigorosa. Già Enzo ha capito al volo. Comincerei innanzitutto Piano piano. Nel dubbio fate per gradi. Andiamo per gradi. Attenzione. Tolgo questa che Vai. praticamente va sopra. Vai. Spunto questa. Perché? Cosa va a vedere lui? Esatto. Vai, taglia, perché se un taglio cresce basale in modo assurgente fatto. nel centro, Ok. sposta tutte le branche e quindi è più dannosa che altro, no? Se vedi in questa maniera lui già ha strutturato una branca possibile, ma rimane il problema di questa branca laterale che probabilmente dobbiamo capire se ci serve, Esatto. oppure O la toglieremo di mezzo del tutto. la togliamo del tutto, perché se vedete bene il vigore talmente è verticale e va a ostacolare lo sviluppo delle altre. Noi in realtà ce l'abbiamo le alte branche e volendo un taglio, anche se ora è importante, ma siamo in allevamento, avrebbe ben senso. Vai Enzo. Allora, Perché noi possiamo neanche fare un taglio, possiamo provare a tagliare piano adesso piano. qui intanto, no? Cosa abbiamo risolto? Quasi nulla, perché di fatto il vigore è rimasto. Certo, le piante bisogna interpretarle, no? Non sono mai, le piante bisogna capire come si comportano. No, no? ogni taglio non è detto che sia quello sbagliato, diciamo. No. Ah, qual è il concetto che lui dice? Io faccio ipotizziamo questo Lasciando taglio. questa- Si crea un bel buco, però Però anche il discorso, tornando su O togli questa, quella, che io cresce quasi in modo strutturata. molto assurgente, anche Però se già- è strutturata. qual è cosa dice Enzo? Io ho entrambe le due, ricordate quelli di prima, avevamo Zucchioni, no? Questi sono i due problemi. Andiamo a vedere anche internamente chi è posizionato più centralmente. In realtà Enzo per esperienza ha già visto che fra le due sono tutte le problematiche, ma sicuramente questa è centrale, proprio verticale e centrale. Quindi Questa ha è molto troppo vigore. centrale, è vigorosa al massimo. Questa comunque è un po' Tiene inclinata. questa bassa, Esatto. tiene questa bassa e questa quindi non il taglio va tornerà fatto mai così. su. Prego, Capito? vai con le forbici elettriche. No, ditemi voi, perché non è detto che... Dimmi, aspetta che... vabbè, ormai l'abbiamo fatta. Opla. Se noi tenevamo questa, no? Sì. Tagliavamo questa, aveva un senso puntare su questa? Troppo o è debole questa, troppo debole. Il problema è che questa qui quasi creava un eccessivo vuoto di vegetazione, quindi abbiamo creato uno squilibrio alla pianta eccessivamente forte. Perché di questa, se fosse stata come questa, si potrebbe Questa è una branchettina secondaria. Questa è una branca fatta però. Sì, e come Una anche branca questo ormai... rispetto a quella Esattamente, ha un esattamente. peso completamente diverso rispetto Dovendo dire, adesso siamo di qua il problema, c'è il problema, da ragionare su quest'alta parte. Qui Ok? qualcosina, Qua va questa ridotto, la spuntiamo chiaramente. perché sembra eccessivamente alta. Prego. E anche E se abbiamo 1, 2, 3, 5 branche. Ma potrebbe essere in più, però siamo in allevamento. Qual è il concetto? Vi ricordo, possiamo anche pensarci il prossimo anno, giusto? Aspetta, il allenamento sulla testa, Enzo. Vai, scusami. Qual è il concetto? Abbiamo fatto già un taglio grande. Potremmo cercare, ci ragioniamo il prossimo anno, però impostiamo in maniera tale che allarghiamo un po' questa chioma. Come facciamo? Abbassiamo questa, togliamo questa. Allora farei una deviazione qua. Una deviazione di qua e qua pure di qua. Va bene? Vai con le forbici, se vedete uno, già l'abbiamo recuperata e di là, poi il prossimo anno valuteremo se fare un altro taglio. Va bene? Aspettando il prossimo anno non andiamo a fare un taglio ancora più grosso? No, l'abbiamo già equilibrata, sai perché? Perché guarda, non era centrale, non è centrale, già sono leggermente inclinate. Questo Io ci permette... aspetterei, però vedo questa che sicuramente parte, perché questa non avendoci più quel fulcro all'interno, si crescerà. si Però siamo restringe. in allevamento. Esatto, Qual è il aspettiamo, concetto? il prossimo Aspettate anno il verrà prossimo fatto. anno. La pianta è già con fiori, comunque avrebbe una bella eliminazione. Va bene? Tanti tagli grandi ti stimolano la vegetazione di nuovo. Adesso facciamo un po' per volta. E poi quando hai fatto il taglio l'hai fatto, Sì.
un taglio così pesante, mettere un po' di nastri, non ha senso. Sì, beh, è abbastanza spaziato, diciamo, no? Ah, proseguiamo, facciamo per fila, così evitiamo di saltare le piante, vi dispiace? No, no, no. Andrea, il nostro tecnico del Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università di Perugia, sta prima di tutto pulendo la parte basale. La pianta in questo caso è già bella strutturata, se vedete, ha 1, 2, 3 branche, pulisce leggermente la parte interna utilizzando delle forbici manuali, toglie una dicotomia e spunta leggermente e di fatto la pianta è, quanto ci ha messo? 20 secondi? 20 secondi, la pianta è bella formata e vedi comunque si è un po' inclinata con il vento anche questa, capito? Allora, cosa abbiamo? Il problema che potreste avere anche voi. Noi lo scorso anno cosa abbiamo fatto? L'abbiamo provata anche noi ad allargare, bene? La pianta è pulita nella parte basale e cosa abbiamo? 3 branche ben strutturate, ok? Anche ben ripartite. Che fa Andrea? Pulisce la parte interna, prego venite pure anche di qua, lo vedi? E cosa ha lasciato? Una piccola branchetta che potrebbe diventare la quarta che ci manca. Ma la pianta comunque, In mancanza di questa che è sul tronco, si può usare. perché cosa abbiamo? L'altra, perché c'ho Un'inserzione altro. centrale, capito? Quindi lasciamo tutte e due, vediamo quale prende. Aspettiamo un secondo che comunque vai. Gli diamo una possibilità a tutte e due. Se guardate qua, noi qua abbiamo fatto lo scorso anno, attenzione mi raccomando, qua abbiamo fatto lo scorso anno un taglio, vedi? Per allargare, dove Serena? Perché non avevamo niente e quindi abbiamo fatto sì che si creasse, si allargasse la pianta e in realtà abbiamo formato 3 branche sicuramente. La quarta vediamo se lasciarla o meno, bisogna decidere se lasciare la quarta branchetta o no. Che fa Andrea? Così, Toglie la dicotomia, la spunta. la stessa altezza di tutte le prime delle branche. La domanda è questa Andrea, questa qua sotto, la teniamo o la lasciamo? È per loro la domanda chiaramente. Possiamo pensare di farla diventare la banca che manca, capito? Vai, proseguiamo piano piano. Ah no, qua non c'è niente. L'abbiamo fatto? No, abbiamo finito, tocca tornare indietro Andrea allora. Forse quella dopo? Troppa. Dimmi. Secondo blocco della festa della 3, queste qui che c'è pure innestate. Le abbiamo saltate? Sì, il secondo blocco. Facciamo questa, dai. Allora, qua di nuovo, dove sta? Vieni. Aspetta Andrea, fai vedere un attimo la pianta, gentilmente. Qua se vedete, è evidente, ci dice la pianta, che abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 rami da togliere, ok? Perché è strutturata nella parte superiore. Allora, cosa abbiamo semplicemente da impostare quello che abbiamo? L'unico dubbio che potreste avere è in questo taglio, benché la pianta ce lo dice, giusto? Ce lo dice esattamente, sì, va all'interno. Qua abbiamo un problema che qua abbiamo mancata vegetazione. Non posso fare niente. Posso spuntare e togliere quella esterna. Vai a cercare di ridurre perché dobbiamo favorire lo sviluppo da quest'altra parte. Vedete? Ma la pianta, e già questa qui 2. Questa lascio debole, posso anche non spuntare. La pianta già ci siamo, io direi che ci siamo. Io questa la lascio che... Sperando che diventi la quarta branca che ci manca. Oh, guarda un po' qua. Qua la casistica vostra. Ti dicevano, aspetta vediamo un secondo per chi vede. Se vedi, un attimo Andrea facciamo vedere il particolare. Lo scorso anno, aspetta che ti tolgo questo se non si vede, abbiamo fatto un taglio, abbiamo eliminato il ramo centrale. Vedi? Così abbiamo favorito lo sviluppo di quest'altro rametti e anche di queste branche le abbiamo allargate. Allora, qua pure ci dice la pianta, ci dice 1, 2 e 3. Avremmo 6 branche altrimenti, giusto? Poi quando fanno gli altri è facile. Questi sono bravi. Cosa abbiamo però? Io conto 1, 2, 3, 5, 6. Allora, guardiamo la spazzatura delle branche. Mi scanso Andrea, scusami. Come dicevo giustamente prima, dobbiamo vedere come sono spaziate. Okay? Noi abbiamo sicuramente la prima e la seconda sono principali. Okay? Cosa abbiamo? Queste due che però sono molto larghe. Allora, poi questo abbiamo. Che fareste? Sicuramente andiamo a togliere quello che entra. Facciamo i tagli prima principali, quelli certi. Capito? Certi, è giusto la cima, la punta. Certo, sicuramente qua sulla branca principale, ok? Vai. Ma secondo voi queste due sottobranche ci servono?
Ok? Abbiamo qualcosa che forse è di troppo. Quale toglieresti e perché? Abbiamo 2 rametti, oppure... C'è qualche taglio che è indifferente, basta che si indifferente. ottiene lo stesso risultato, però... Ma forse così si comprime un po' questa. Vai. Allora, il problema nostro è capire la terza e quarta branca, dove possono essere. Ne abbiamo solo 2, ce ne abbiamo noi. Giusto? Questo c'hai. Questa forse da togliere. Però se togli quella non c'è proprio più niente, c'è questa, ma questa è molto, molto lunga e molto flessibile. E allora questa, bisogna dargli un po'... Provare a... Oppure, qual è il problema? Io guardavo anche la posizione di queste due... Vedi che non... Le sto provando tutte. Allora, la domanda è, vediamo quello che sicuramente potrebbe essere certo. Questa è verticale e centrale. Sì. Ok? E quindi... Sì, però non abbiamo nient'altro. Giusto? Sì. Vai Andrea con le forbici normali. Qual è il concetto? Qua le vedete anche la pianta, te Poi lo intanto dice. porto a sottobranca e prendo produzione, Proviamo a e avere- intanto tengo questo, un'altra anno è formata. Vai, tenta gli occhi Nel sempre. mi raccomando. 2024 il primo taglio che farò è questa con Quindi questo qui lasciato, accorci, così che fai? Così. Ok? se non voglio E stravolgere rimane tutto. quella, che però... Rimane questa, però ci deve stare, io faccio spunto Perché non c'è cerco- nient'altro. Non c'è nient'altro. Top. Questa forse la posso anche accorciare perché tanto questa va all'esterno, Vai, attenzione. anche se questa va via. E questa piegarla un po'. Si fa da sé. lasciamo tutto Fa da fare. sola. Un altro caso di potatura di allevamento. Partiamo sempre dal basso con il nostro tecnico Claudio Checcarelli. Chiaramente va a eliminare le succhioni che sono diventati particolarmente vigorosi nella parte inferiore. Ok? La pianta, se osservate, è già stata strutturata e presenta però, se contiamo, 1, 2, 3, 4 branche. Cosa fa prima di tutto Claudio? Pulisce la parte basale, poi grazie anche alla forbici elettriche rapidamente va a eliminare i rametti interni. Poi, valutando la spaziatura delle branche, okay, va a osservare, a eliminare per esempio l'asse centrale di quella branca perché vuole che vada da quest'altra parte. Qua la pianta altrettanto riduce un po' il vigore dal lato di qua, okay, e elimina la sottobranca. Come finisce Claudio? Semplicemente un po' spuntando quella su in cima che è un po' troppo alta e qua la pianta è fatta. Perfetto. Però vi abbiamo anche mostrato quanto è importante sì, utilizzare anche dell'attrezzatura, no? Chiaramente in sicurezza eccetera, che permette rapidamente di lavorare e riduce anche la fatica. Particolarmente, no? Vedete, i polloni con queste forbici sono un po' più complicati perché essendo comunque, non è idoneo per questo tipo di lavoro, va fatto con altri tipi di attrezzi. Sarebbe meglio manuale perché potremmo andare più bassi. Con queste forbici c'è un ingombro della forbice stessa che impedisce il taglio proprio raso del pollone. Vedete qualche piccola lesione ad opera delle lepri, che qua sono particolarmente abbondanti e anche particolarmente grandi. Al termine di questa mattinata avete visto quanto è importante la potatura di allevamento da fare partendo fin dal secondo anno dall'impianto, perché avete visto queste piante sono in realtà molto già strutturate e abbiamo operato alcuni tagli, ma non così tanti, perché la pianta già erano state strutturate per avere 3-4 branche. A volte avevamo 5 branche che abbiamo lasciato perché con l'allevamento si taglia nel tempo la pianta, si struttura nel tempo. Avete visto poi quanto è importante la pulizia della parte basale che spesso è in ombra e cercare di allargare la pianta secondo anche la varietà e la vigoria della stessa. Importante poi, ringrazio innanzitutto i nostri tecnici e collaboratori, l'utilizzazione delle attrezzature idonee che possono essere manuali come le forbici, i troncarami e le forbici, oppure elettriche. Questo chiaramente favorisce la operatività e riduce la stanchezza dell'operatore. Mediamente il tempo per potare piante che hanno 3 anni è 20-30 secondi per pianta, ma se la pianta è strutturata. Se la pianta
non è stata mai potata, probabilmente richiede più tempo, ma tagli anche più importanti. Ci vediamo alla prossima occasione, la prossima estate penso, alla raccolta delle nocciole. Grazie. Questa parte della mattinata si è conclusa, abbiamo lavorato in campo, abbiamo lavorato in effetti tutti quanti, perché sia il docente, i docenti, sia i partecipanti a questo seminario. Ci spostiamo ora per una parte conclusiva in aula dove proseguiremo la discussione. Arrivederci. Riprendiamo questa mattinata dopo il campo, un momento in aula per riordinare le idee un po', per approfondire anche alcune altre questioni, ulteriori domande. Vi ricordo poi alla fine non scappate via, perché come tutti i nostri corsi, alla fine c'è un momento in cui facciamo un piccolo test di apprendimento, importante anche per l'ottenimento dell'attestazione del certificato di frequenza con profitto e la tradizionale scheda di valutazione del corso, che ricordo essere un corso finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto e attività che proseguirà fino al 2024 e oltre con il nuovo Programma di Sviluppo Rurale, oggi si chiama Complemento di Sviluppo Rurale. Detto questo, informazioni legate all'aspetto tecnico formativo, allora riprendiamo e ripasso la parola alla professoressa Daniela Farinelli che riprende alcune questioni viste questa mattina. Allora, giusto un piccolo ripasso rapido, non è un po' troppo alto? No, va bene. No, scusate. Quello che abbiamo visto stamattina, la presenza dei polloni, ok? Questo chiaramente andavano eliminati la stagione precedente, ok? Questo è un elemento chiave. Vanno eliminati tutti gli anni durante l'anno. Manualmente, chimicamente, dipende da tante cose, non è così semplice, perché dipende anche dalla velocità di intervento, tempestività di intervento e quindi non è così semplice, ma richiedono comunque più interventi nel corso della stagione. Questo è sicuramente l'elemento chiave. Okay? Questo chiaramente è un caso estremo di potatura non eseguita, va bene? Cos'altro abbiamo visto di interessante oggi? Abbiamo visto fiori femminili e fiori maschili. Questo elemento è chiave perché quello che osservavamo al campo di Sassi e Rami, dove noi abbiamo 6 varietà. Abbiamo tonda francescana, tonda romana, tonda giffoni, tonda gentile langhe, nocchione camponica. Poi abbiamo osservato che nocchione camponica e anche giffoni presentavano gli amenti, i fiori maschili, io ho anche il riflesso, scusate, ma è anche vero se già imbruniti, secchi. È evidente che la fioritura è avvenuta molto tempo fa. Mentre abbiamo osservato la fioritura di quale altre varietà femminili? Abbiamo osservato tonda romana, tonda francescana e tonda gentile delle langhe. Qualcosina pochissimo di giffoni. Okay? È evidente che ogni areale deve andare a valutare, e che infatti mi fa riflesso proprio la luce, okay, deve valutare i possibili impollinatori. Dobbiamo valutare nel tempo quali varietà vanno a fiorire, fioritura maschile contemporanea alle varietà principali del vostro appezzamento. Questo è un elemento chiave che purtroppo, attenzione però, abbiamo piante giovani ancora, piante che hanno 3 anni di campo, quindi c'è una certa variabilità, ma va valutato per ogni areale, se me ho qua presenti che venite da zone diverse, eventuali impollinatori. Senza polline la produttività viene fortemente inficiata. Perché? Perché il nocciolo è autosterile. Vabbè, queste erano le foglie, sono chiare. Apparato radicale. Voi avete visto 2 tipologie di piante, cioè 3 tipologie, ma 2 sono similari, cioè sono la propagazione cosiddetto pollone, da margota di ceppaia,
e micropropagate. Sono piante pollonifere. Si è visto che l'apparato radicale si sviluppa nei primi 50 cm di profondità. Attenzione, nelle piante innestate, l'abbiamo dimostrato noi utilizzando la tecnica degli isotopi, raggiungono fino al terzo anno, sono similari, ma dal quarto anno in poi quelle piante sviluppano l'apparato radicale in profondità, raggiungendo anche un metro di profondità di attingimento. Questo è importante nell'ottica 1 del risparmio idrico, 2 dell'efficienza degli impianti di irrigazione. Okay? Poi, vabbè, queste avete le figure, le fotografie che ho fatto con una giornata di sole, chiaramente, ma l'elemento chiave, osservate i colori. Il fiore femminile, se avete fatto caso, aveva una tonalità rosso-rosa, ma anche imbrunita. Quando è imbrunita vuol dire che generalmente quello stigma non è più ricettivo. Giusto come informazione di massima. Sì, però non è detto. Quello che è importante è che quella è la gemma legna, gemma fiore, e in realtà infiorescenza maschile. Varie fasi di infiorescenza maschile, ok? Scusi, dimmi. Ogni anno noi vediamo la fioritura delle varie varietà. Sì. Dipende dall'andamento stagionale o se iniziano a fiorire i primi di dicembre, dico alla fine di dicembre, i primi di gennaio, ogni anno sarà così? Oppure dipenderà dall'andamento stagionale? Allora, guarda, questa è una domanda interessante, ma è legata a due elementi. Ogni varietà ha un proprio fabbisogno in freddo. Cioè deve trascorrere un numero di ore variabile, secondo che siano fiori maschili o femminili, da 150 ma addirittura fino a 500 ore tra 0 e 7 gradi centigradi. Okay? Per esempio la camponica ha un basso fabbisogno in freddo, mi sembra 200-250. Quindi questo è un fattore fondamentale. L'altro fattore però è legato anche alla fase giovanile. Noi abbiamo piante ancora giovani, c'è comunque un effetto. Generalmente la fioritura, per esempio, la fioritura maschile della tona gentile dei Langhe avviene da metà dicembre a metà gennaio, generalmente. Okay? C'è un comportamento varietale, ma c'è anche un comportamento legato all'andamento climatico, che stiamo studiando, e anche all'età della pianta. Generalmente la prima a fiorire come fioritura maschile è la tonda gentile delle Langhe, poi segue maschile, Giffoni, Romana e Francescana. Femminile invece non è così, totalmente diversa, per cui attenzione a capire qual è l'epoca di fioritura delle varie varietà, ma anche la loro compatibilità genetica. Questo è un elemento chiave. Un altro elemento che voglio farvi vedere, noi stiamo parlando prima qualcuno parlava di fruttificazione. A differenza di altre specie, l'allegagione nel nocciolo non è così immediata, c'è una fase di stand-by, mettiamola così. Avviene in realtà in maggio, okay? E si sviluppa il frutto, che noi in realtà la parte che non ci interessa è la parte interna, il seme, ma ci interessa anche, faccio presente, quella pellicola superiore, l'episperma, quella rossiccia, che può determinare, cioè diciamo, è auspicabile che venga facilmente rimossa con la tostatura, perché no, è troppo bassa, non ci posso stare. Ti chiedo scusa, ma sono un pezzo bionica, mi si abbassa un po' troppo, o è ferma o la vorremmo mantenere questa parte bionica, si dice. L'elemento chiave è attenzione, perché alcune varietà sono così apprezzate, perché sono fortemente pelabili. Però c'è un fattore legato, per esempio, anche lì, una quota legata all'andamento climatico. L'anno passato è stato molto difficile anche per la pelabilità delle nocciole da frutto. I gusci esterni sono utilizzati per fare biomassa per uso per combustibili. Elemento chiave. Noi abbiamo osservato lo scorso anno un'alta percentuale di marcio. Possiamo anche dire che non c'era, ma c'era, giusto? Attenzione, bisognerebbe anche vedere quanto è il vuoto, cioè quante nocciole erano in realtà vuote. Le macchine che raccolgono i frutti da terra scartano, grazie ai meccanismi meccanici, le nocciole vuote. Quindi andrebbe fatto un campione e verificato quant'è la percentuale di frutti vuoti, vuol dire che l'allegagione non ha avuto successo. Quant'è la percentuale di frutti marci? Lì il problema è di tipo sanitario. Cioè bisogna capire in questi ambienti quando avvengono gli attacchi fungini. Quindi monitorare attentamente
il germogliamento, la fenologia, eccetera, ed essere presenti tempestivamente con eventualmente vedere caso per caso però. Altro elemento chiave, quando si sviluppa il frutto? Giugno, luglio, agosto. Poi il frutto tende fondamentalmente qual è l'elemento chiave? L'irrigazione. Il nostro campo sperimentale, che per noi ormai è nostro, perché praticamente abbiamo visto nascere, fatto nascere noi praticamente, presenta subirrigazione. Da quest'anno andremo a valutare anche monitorare lo stato idrico del suolo per poter essere più tempestivi nell'intervento, evitando quindi degli stress idrici alle piante. Perché uno stress idrico in luglio è fortemente molto grave, ma anche in agosto, perché aumenta la percentuale di frutti raggrinziti, particolarmente elevata l'anno passato. Altro elemento chiave, riassumo, gli stress da alte temperature, perché anche qua le temperature sono particolarmente elevate nel mese di agosto. Quando superano 35 gradi per più di 3 giorni, è bene prevedere degli interventi con qualcosa che riduce lo stress abiotico, da caolino a anche, noi abbiamo utilizzato altre, non so se posso dire il nome perché non lo so, non se posso dirlo, non lo so, no, noi sapevamo, tanto abbiamo fatto per esempio, noi abbiamo utilizzato idrogrena, ma perché avevamo quello, per via fogliare, e le piante di fatto stavano bene, funziona bene anche molto bene il caolino, che fa un effetto di ridurre la temperatura, perché il nocciolo sopra 35 gradi si blocca. Ma non è il problema che si blocca, è che tende difficilmente a riaprire con molta difficoltà e lentezza gli stomi, quindi recupera lentamente. Quindi attenzione a ogni areale e monitorare lo stato. Dimmi, ci vuole però il microfono, se no... Quando parla di 35 gradi di temperatura, intende la temperatura atmosferica o la temperatura sulle foglie? No, atmosferica. La temperatura delle foglie è a quello stato. Abbiamo misurata, supera anche 45 gradi, cioè no, la temperatura dell'aria intendo. Sì, sì. Lì uno fa vede le previsioni del tempo, si rende conto, ma noi quest'anno abbiamo avuto picchi, cioè abbiamo avuto per il mese di luglio 40 gradi, ma per un periodo di tempo molto molto lungo, superiore ai 15 giorni. No? Allora, molto rapidamente, perché avete, questo è giusto per dire quello che dicevamo prima, andate a vedere la fioritura maschile, che deve essere contemporanea alla fioritura maschile delle piante e varietà principali che avete nel vostro appezzamento. No? Questo è molto... infatti dicevamo prima, dove sta in Nicolo? Pauetet, Nocchione, Negrette, G1, dicevamo è un clone di Tonda Gentile delle Langhe, interessante perché la fioritura è un po' più tardiva, ma se guardi il calendario al di sotto non è più moderno, fra virgolette, è cambiato tantissimo. E interessante, per esempio, ecco, il nocchione generalmente fioriva in questo periodo, quest'anno abbiamo avuto una fioritura molto più anticipata. Dovremmo provare ricce di talanico, pauetet come impollinatori. Okay? Germogliamento, fase critica. Perché? Perché purtroppo negli ultimi anni abbiamo avuto dei ritorni di freddo particolarmente importanti. Abbiamo avuto -4, -6 gradi inizio di aprile, quando le foglie erano già chiaramente aperte, molte erano praticamente addirittura completamente distese. E cercate di avere varietà secondo il vostro ambiente con germogliamento possibilmente medio-tardivo, perché i danni da freddo negli ultimi 2-3 anni sono stati abbastanza frequenti. Dipende dal vostro areale. È bloccato. La raccolta, prima parlavamo che stavamo osservando la fioritura. La fioritura non è breve, è molto lunga e chiaramente questo corrisponde ad altrettanta lunghezza della cascola naturale dei frutti. Quindi bisogna prevedere 2 raccolte almeno per evitare la permanenza a terra dei frutti che assorbono acqua. Qua vado veloce che l'abbiamo fatto anche l'altra volta, quindi adesso basta, cioè avete studiato. Allora, altro elemento critico, quello dove voglio arrivare oggi, le concimazioni. Okay? Allora, la letteratura di studi hanno messo in evidenza come nel nocciolo autoradicato, cioè che fa polloni, abbiamo 2 picchi di crescita radicale, uno in primavera e uno in autunno.
Nel nocciolo innestato la crescita è soltanto una, è in primavera. Qual è l'elemento? Si suggerisce di intervenire anche con una concimazione autunnale. Io valuterei gli ambienti, perché quest'anno noi abbiamo avuto un autunno fortemente piovoso ed era del tutto inutile fare una concimazione autunnale perché non avrebbe avuto nessuna utilità per le nostre apparato radicale. Di contro abbiamo voi più di noi un po' di meno, perché noi abbiamo avuto pioggia e neve, ok? Il problema della concimazione primaverile. Perché? Perché se non piove, la concimazione primaverile data al suolo trova difficile utilità. Ragionare, chi ha l'impianto di irrigazione, a ragionare nel pensare ad una concimazione per via con l'irrigazione. Perché se non piove non è utile. Ok? Allora, questo già... Ah no, scusa, torno indietro. Fabbisogni in freddo, che dicevamo prima, vedete? Allora, generalmente 350-500 ore per i fiori maschili, però questa è una media. E 600-800 per i fiori femminili, le ore in freddo. Però dipende da varietà, in realtà la varietà ha un senso, ok? Allora, terreno, lasciamo perdere, già avete fatto la scelta, non ci interessa più. No, torno indietro. Terreni compatti o terreni con ristagni idrici va previsto un passaggio volto a favorire in qualche maniera il drenaggio. Se abbiamo questa problematica ragioniamoci, perché il terreno compatto determina asfissia e si traduce in una minore efficienza della pianta. Non è così raro, fate gli interventi, non tutti gli anni, ovviamente no. Questo ve lo salto o no? Ve lo devo saltare perché c'è una domanda sul test. Tipologie di piante. Noi abbiamo utilizzato in realtà polloni, ma non fatti in questa maniera, cioè staccandoli dalla pianta. In realtà è vietato dalla normativa vigente, è vietato l'uso di polloni prelevati direttamente dalle piante, perché in realtà non si sa se sono semenzali, non abbiamo sanità, non abbiamo certezza genetica, e di fatto... Il vantaggio qual è il vantaggio? Avere una pianta che ha 2 o 3 radici? Attenzione, sì, sicuramente costeranno 50 centesimi, 40, 50, €1, ma il problema è quanto tempo impiegano per formare quell'apparato radicale. Perché tutto questo? Nell'ottica di questa prova che stiamo facendo qua a Serrami, noi abbiamo utilizzato 3 tipologie di materiale. Pollone, preso da diversi vivai, ok? Piante micropropagate acquistate da diversi vivai e piante innestate. Quello che è importante è che sia un materiale certificato, che siano sane, piante sane e che abbiano un apparato radicale ben sviluppato. Queste varie tipologie di materiali di propagazione, ok? Con certezza genetica, sanità, ma anche uniformità di sviluppo. Un esempio, vedete che ci sono anche altre tecniche, ci sono, ma l'elemento chiave è l'apparato radicale. Questo è il doppio spacco inglese, tecnica di innesto utilizzata nel nocciolo, e questo è l'elemento importante, apparato radicale. Perché più le piante hanno un bel apparato radicale, più sicuramente avremo una rapidità di sviluppo. E poi uniformità di sviluppo. Quello che abbiamo visto qua a Serrami, abbiamo delle zone un po' meno uniformi. Lì il materiale non era uniforme. E questo determinerà poi anche nel tempo una non uniformità della produzione. Avere l'apparato radicale ben sviluppato ci garantisce una minore mortalità delle piante, che può avvenire, non è una cosa così, ma se è sotto una certa quota è normalità. E punto determinante. Noi oggi parlavamo di forma di allevamento. In realtà a Serrami fondamentalmente utilizziamo solo una forma di allevamento o una piccola variante. O utilizziamo il vaso cespugliato oppure l'alberello. Qual è la differenza? Allora, il vaso cespugliato è praticamente un astone che viene capitozzato a 30-40 cm dal quale poi si ripartono 3-4 branche. L'alberello viene impalcato molto più alto e generalmente applicato nelle zone fertili, di pianura, fortemente meccanizzabili. Un sistema tradizionale, ma nelle zone per esempio più con difficoltà, per esempio anche con abbondanti nidificate secondo alcuni, oppure con terreni particolarmente declivi, il cespuglio, sistema cespuglio.
Ma se guardate bene l'immagine a sinistra, vedete che un terzo della parte della pianta è soltanto fatta da legno, non ci sono foglie. Se non ci sono foglie, non ci sono neanche fiori, non ci sono neanche frutti. Quindi qual è l'elemento chiave? Attenzione a cercare di avere delle piante che abbiano una chioma ben illuminata, non eccessivamente illuminata, ma anche illuminata nella parte interna. Questo favorisce la fruttificazione e evita che la produzione sia solamente nella parte medio-alta. Questo è il classico alberello, vedete, con 3-4 branche. Avete visto oggi che dipende anche da com'è la pianta di partenza. Ovviamente potreste dirmi, ma questo tipo di piante si potrebbe rompere con eccessive nevicate. Sì, si possono rompere. Oppure potrebbe avere dei danni, sì, ci possono essere qualcuno con la grandine. Sì, anche la grandine, ma la grandine colpisce una nevicata e colpisce in realtà tutte le tipologie di piante. Okay? Questo avete già fatto l'altra volta, e questo. Sessi di impianto, perché noi abbiamo le problematiche in questo territorio, perché un pochetto l'abbiamo visitato. Qual è l'elemento chiave? La tendenza attuale è incrementare la densità di piantagione, non tanto tra le file, quella determinata dalla grandezza dei mezzi meccanici, soprattutto dal mezzo per la raccolta, da fronte del mezzo della raccolta. Okay? Diciamo che meno di 4 metri la vedo un po' difficile. Sulla fila dipende dalla tipologia di pianta, dalla varietà, dalla disponibilità di acqua che voi avete. Si tende un po' a aumentare, diciamo che 500 piante per ettaro, che era la normalità comunque in sistemi intensivi, adesso si arriva anche a 600, 650. O addirittura, nelle zone per esempio in Cile, arrivano anche a 1000 piante per ettaro. Allora, qual è il concetto? Dipende dalla tipologia di pianta. Tipologia di pianta, se è innestato o meno, e anche dalla varietà, perché può essere che dipende anche chiaramente qual è il vostro scopo. Queste sono scelte personali, imprenditoriali. Okay? Preparazione del terreno, è questo che mi interessava a me. Allora, noi abbiamo sempre parlato in campo, no, della potatura, scelte delle varietà, eccetera. Ma l'elemento chiave, controllo delle erbe infestanti, in prossimità delle piante. Generalmente sarchiatura, cioè si utilizza la zappa e soprattutto quando la pianta è piccolina. Concimazione primaverile, volta a favorire lo sviluppo di questa giovane pianta. Primo e secondo anno sto parlando. Terzo, quarto anno, che succede? Potatura di allevamento, già cominciata precedentemente, quindi è importante fare una potatura di allevamento graduale, ma per arrivare al quinto, sesto, settimo anno con una pianta strutturata. E poi avete visto il tempo è molto poco, se la pianta man mano noi la formiamo. Concimazioni, importante, a brevissimo vediamo anche quanto. Importante è il controllo delle erbe infestanti, perché sono forti competitori per l'acqua e gli alimenti nutritivi. E spollonatura manuale o chimica. Questa non può essere sottovalutata, perché i polloni vanno a sottrarre nutrienti dalla pianta principale. In passato perché venivano fatti a volte? Per cercare di fare piante, ma nessuno di noi fa il vivaista, cioè noi siamo vivaio ma voi non siete vivaisti. Okay? Noi abbiamo monitorato la presenza di eriofide, è un acaro che colpisce le gemme, non abbiamo visto nulla, quindi non c'è necessità, cioè non è che si fa a monte, se c'è bene, si va a monitorare e si vede qual è la soglia. Noi non abbiamo trovato eriofide nel nostro campo qua a Sasserami, e quindi non abbiamo fatto questo tipo di intervento. E poi vedremo fra 2 anni, ok? Avete qualche domanda? No, cioè questo qui in punto, aspetta, ecco questo. Concimazioni. Io qua vi riporto un po' tutto, giusto per avere un'idea, e faccio presente un riferimento medio per 20 quintali, ma l'obiettivo chiaramente nostro è molto più ambizioso, ok? Qual è l'elemento chiave? Fare l'analisi del terreno di partenza, per gli elementi chiaramente fosforo e potassio.
Importante avere, se possibile, conservazione organica, di cui si avvantaggia particolarmente, a parte il nocciolo, la pianta e la frutto, okay? Ma l'elemento chiave è, distinguiamo due tipologie, coltura asciutta e coltura irrigua. Cosa penso? Che purtroppo negli ultimi anni la coltura in asciutto sia diventata una grande difficoltà, perché la piovosità è troppo scesa rispetto anche, si dice che servirebbero 800 mm all'anno, ben distribuiti. L'anno passato probabilmente non abbiamo raggiunto i 650, mi sembra, ma con piogge concentrate in settembre, mesi autunnali, okay? E piogge che adesso, gennaio e febbraio, sono molto limitate, se non nulle. Qual è l'elemento chiave? L'irrigazione non può essere non considerata, okay? Cambia la quantità di azoto, fondamentalmente in funzione della presenza o meno di sistemi irrigui, cioè di irrigazione. Perché se la pianta, se possiamo irrigare la coltura, chiaramente è bene dare più azoto, però frazionato in maniera tale che abbiamo una adeguata, la pianta continua ad utilizzarla. Prego. E per la concimazione sarebbe utile utilizzare prodotti a lenta cessione o no? Allora dipende chiaramente quando dai questa concimazione. All'inizio probabilmente sì, ok? Stiamo parlando, che ne so, metà marzo, va bene, ma se siamo già a maggio probabilmente è più indicato un qualcosa di pronto, no? Pronto rilascio. Dipende dall'epoca, questo dipende dall'epoca. Dunque adesso, se vogliamo fare una concimazione in questi giorni... Ancora aspetterei un pochino io, aspetterei un pochino perché comunque è vero che c'è un elemento chiave che non piove, è vero, però le temperature sono alte, che vuol dire? Qualora, no, spero che piova prima o poi, ok? E questo può essere un problema perché ancora la pianta non è in fase di attivo assorbimento. Aspetterei ancora un pochino, è troppo presto, a meno che, ripeto, le condizioni climatiche cambiano del tutto. Questo chiaramente era semplicemente la fase di riferimento, non era niente come indicazione di massima, perché poi dipende dal vostro tipo di terreno, dal tipo di irrigazione che avete. Va bene? Coltivazione fogliari? Perché no? Chiaramente possono essere costose, dipende anche dallo stato del vostro impianto. Okay? Sostanza organica è fondamentale e mi sembra di avere... Ah no, è potatura, l'abbiamo fatta oggi, ok? L'elemento chiave, non trascurate, fatela annualmente, perché in realtà è molto rapida e in fase di formazione è fondamentale, perché favoriamo la strutturazione della pianta e la sua rapida entrata in produzione. In fase di produzione, lo vedremo, dobbiamo avere un equilibrio eliminando una quota variabile di biomassa secondo la varietà, perché abbiamo vigorie diverse, e secondo anche il carico produttivo che vogliamo in qualche maniera lasciare. Va bene? Questo, potatura meccanica nessuno me l'ha chiesta, perché chiaramente stiamo parlando di qualcosa che è prematuro in tutti i sensi, viene fatta per esempio, viene attuata, no? Ma dipende anche dall'estensione e da altri fattori. Okay? E chiaramente non è selettiva, questo mi sembra scontato. Questa è molto futura il giovanimento e mi sembra di aver fatto tutto. Avete visto che abbiamo lasciato a terra i residui di potatura? Erano molto piccoli, non ci sono problemi. Quelli vanno tranquillamente, possono essere trinciati, ma attenzione, possono essere un problema poi in fase di raccolta. Questo ve lo dico perché l'esperienza ci insegna che possono essere un problema, particolarmente perché le macchine sono macchine o raccattatrici o aspiratrici, quindi avere dei residui che non si sono in qualche maniera deteriorati possono essere un problema, un ostacolo all'efficienza della raccolta. Vedete, in alcuni casi addirittura stanno facendo, in ambienti più già tradizionali, addirittura raccolgono la potatura e lo utilizzano come materiale da utilizzare poi come fonte di energia rinnovabile. Spollonatura che dicevamo prima. Io qua ho preso riferimento la regione Piemonte, perché chiaramente è una regione tradizionalmente corilicola e riporta gli interventi. Vi ripeto, non è così semplice, perché la spollonatura chimica
va fatta nel corso della stagione secondo la vigore della pianta, però l'elemento chiave è la fase in cui viene fatta, perché se la fase del nostro pollone ormai è troppo cresciuto, l'efficienza il trattamento è poco efficiente, quindi non determina in realtà una riduzione, un controllo dei polloni. La potatura manuale è molto costosa, richiede circa 50 ore per ettaro, però non può essere non fatta, a meno che abbiate piante in estate. In quel caso non serve, perché non ci sono i polloni. Ah, me ne è rimasto un pezzo. Questo è un esempio, è una pianta che... Ah, dimmi pure, prego. Sì, torno indietro. Sulla spollonatura, sì. C'è adesso un prodotto a base di tannini che viene proposto per spollonare anche in bio. Avete qualche... Non l'abbiamo fatto, sì. Possiamo provarlo, nessuno ci dice di non farlo. Adesso proviamo un attimo, se ci fai sapere come si chiama il nome, proviamo, tanto se è un test, no? Non abbiamo difficoltà di avere materiali dove farlo, insomma. Un esempio, dicevo prima, queste sono due piante che abbiamo noi in un campo sperimentale, ma sono due piante che ci hanno dato un altro ente di ricerca diversi anni fa, che c'erano un po' sfuggite, ce le avevamo dimenticate. L'elemento chiave è, pur avendole dimenticate, qua cosa osservate? Qua non c'è niente, e lì ci sono tanti polloni. Questa è una pianta innestata e quella è una pianta autoradicata. Se vedete, nonostante la poca cura, ha mantenuto il suo portamento. Le piante innestate tendono ad essere un po' più assurgenti, questo abbiamo visto anche in campo. Il problema maggiore è il controllo del cortico erboso in prossimità della pianta. Noi abbiamo provato anche la pacciamatura, non ha funzionato, perché il problema fondamentalmente non ha funzionato non tanto per l'erba, ma quanto per i polloni. Okay? E questo è... Qua cosa osservate? Che qua i polloni non hanno controllati nella fotografia in alto a sinistra, e vedete? Lì è chiaro che la finalità è un'altra, probabilmente l'obiettivo era fare piante, perché tutta quella biomassa in realtà sottrae risorse alla pianta principale e quindi se poi quando la vado ad eliminare, cioè, ho tolto un potitore ma troppo tardi l'ho tolto, quindi è un'operazione, oltre che essere costosa, che fatta in ritardo determina un danno indiretta alla pianta. Okay? Noi operiamo l'inerbimento. Da quando? Dipende chiaramente dalle condizioni anche del vostro territorio, ma cioè, se abbiamo piovosità abbastanza, sicuramente aiuta nella gestione, nella cura del noccioleto, perché comunque è sempre accessibile. E può essere anche un modo per aumentare in qualche maniera. Cioè, dipende chiaramente, dipende perché conosco diversi areali, qua avete spettatori di diverse zone e non sono tutte uguali. L'irrigazione può essere fatta con una linea gocciolante oppure subirrigazione. Forse negli impianti giovani sarebbe auspicabile i primi 2 o 3 anni probabilmente l'ala gocciolante, ma poi ricorrere anche a sistemi come subirrigazione, quando la pianta si è abbastanza sviluppata nell'apparato radicale, ok? Perché permette di risparmiare un po' d'acqua. Mi sembra che era tutta. La raccolta ci penseremo. Dimmi. Noi abbiamo visto che in alcuni casi l'ala singola all'inizio ha dato degli ottimi risultati, però comporta mettere giù una linea in più e poi nel corso del tempo forse 3 linee, perché poi alla fine ci si allarga. La linea sopra, invece, metterne una sopra terra, ma la domanda, ma come facciamo a gestire le infestanti? Il problema chiaramente è di ostacolo, perché noi ce l'abbiamo una problematica simile, però quando la pianta è particolarmente piccola, la subirrigazione, soprattutto i primi 2 anni, è un po' complesso, che non riesce a raggiungere l'apparato radicale. Okay? Allora, o prevedi irrigazione di soccorso, okay? Oppure questa linea gocciolante volante che in qualche maniera permette di compensare, cioè non attivando, in qualche maniera di cercare di compensare la problematica di attingimento e poi la togli. Noi abbiamo una linea gocciolante alta e non è per niente facile, perché di ostacolo le lavorazioni trasversali
E poi, ripeto, abbiamo generalmente 2 gocciolatori, non è che ce ne abbiamo tanti, però inizialmente è un modo comunque abbastanza più facile da attuare, perché è anche un po' meno onerosa rispetto alla subirrigazione, no? E poi i primi 3, massimo 4 anni può andare bene, ma già al terzo io mi fermerei. Io penso che non ho niente da dire, nient'altro, perché questo ancora mi sembra un po' eccessivo, giusto? Ci arriveremo, ma non ancora adesso, ok? I tipi di macchine. E per il discorso dell'areggiare le radici, sì. C'è chi dice che è importante scassare il terreno, quello fatto prima, al quinto o sesto anno rompere il terreno, non le radici. No, centralmente, sì, sì. Solo centralmente o anche vicino? No, solo centralmente. Sì. Per questo fa sì che comunque si arieggia il terreno e è più che sufficiente. No, solo centralmente, sì. Una corsia centrale lontani, per cui ma proprio centralmente si passa. Beh, abbiamo il microfono, se no non si sente, chiedo scusa, ma è un... Sì, no, dicevo, con un ripuntatore drenante? Sì, cioè, basta che spacchiamo un pochino, che riusciamo in qualche maniera a reaggiare di nuovo il terreno che sia compattato. Sì, questo va fatto, va assolutamente fatto. Va fatto tanto di più negli ambienti in cui abbiamo un eccesso di acqua nel suolo, perché abbiamo casistiche abbastanza evidenti, noi abbiamo le problematiche e lì va proprio fatto, perché dobbiamo favorire il drenaggio e di contro anche l'areggiamento. Siete pronti per il test? E per quanto riguarda l'impostazione a vaso cespugliato, e i fusti che vengono lasciati sono sempre in numero di 3 o anche 4? No, dipende anche lì, 3 o 4, che dipende come vengono sono spaziati. Sì, semplicemente è impalcato molto più basso. Sì. Dipende dalla spaziatura, perché a volte possono essere anche solo 3, a volte 4, dipende come sono spaziati. Professoressa, dopo la potatura è il caso di dare una spruzzata di rame, di qualche prodotto per aiutare la... La problematica che abbiamo nel nocciolo è la fase critica è il germogliamento, perché lì è il punto critico, dove potremmo avere delle problematiche, soprattutto di tipo fungino. Ad oggi abbiamo solamente i fiori, anzi non solo, probabilmente dare del rame potrebbe avere un effetto fitotossico, perché noi i fiori facciamo finta perché sono molto piccoli, neanche li vediamo, ma ce n'erano tanti. Okay? Quindi la finalità è cosa disinfettiamo? Sì, potrebbe essere, il rame ha un effetto, bisogna stare molto attenti. Altri prodotti, ma la problematica è che cosa andiamo a spruzzare, dove spruzziamo. Bisogna stare molto attenti al germogliamento e stare attenti lì eventualmente a un eventuale intervento, sempre attenzione ai dosaggi, all'epoca eccetera, che lì potrebbe avere più una finalità di, tra virgolette, ridurre i possibili attacchi fungini e batterici, ma adesso no. Io penso che abbiamo fatto un'ultima domanda. Sì. Diserbo lungo la fila. Sì. I primi 2 anni è meglio evitare perché le piantine si ne rischia, soffrono. Successivamente può interagire il prodotto chimico o meno nello sviluppo della piantina? Chiaramente dipende anche questo dal dosaggio e dall'epoca, ma fondamentalmente il controllo del corticoerboso è fondamentale, perché ha una funzione, cioè ipotizziamo che noi irrighiamo, concimiamo, eccetera, sicuramente il primo vantaggio è del corticoerboso. Un controllo mirato o comunque una gestione, in qualche maniera anche il corticoerboso può essere anche controllato, meccanicamente, se abbiamo possibilità di fare i 2 passaggi per altri 2. È una tecnica che viene utilizzata, ma sempre nel rispetto anche, per esempio, della distanza dai corsi d'acqua. Attenzione, questo può essere un fattore limitante. In molti casi per noi, per esempio, lo è, ok? È una tecnica che si può fare. Il danno alla pianta si ha se non utilizza, quando lo somministra, adeguate apparecchiature, cioè la campana eccetera, ma la pianta generalmente pensiamo che sia già strutturata in altezza, difficilmente, insomma, questo non credo ci sia questa, no? Mi sembra che ci siete. Che ancora è presto per vedere le macchine.
Macchine per la raccolta sarà interessante ragionarci, perché sicuramente a breve anche qua a Serami dovremo procurarci qualche macchina, perché quest'anno qualcosa c'è stato prodotto, era poco ma c'era, ok? Ma il prossimo anno, cioè quest'anno, che dovremo ragionare come che macchina acquistare, eccetera, perché è necessario essere pronti per la raccolta delle nocciole, che non si può fare manualmente, cioè nessuno ve lo impedisce, ma è una cosa chiaramente terribile, antieconomica e estremamente, no? Cioè, lenta, e le macchine possono essere di tanti tipi. Ragioneremo se organizzare probabilmente una giornata con più aziende, quello che vi dico io sempre: vedete più aziende, più macchine, perché solo così si capisce qual è quella che serve a voi, no? Anzitutto portata o se movente, perché dipende dalla dimensione dell'azienda. Come poi? Aspiratrice o raccattatrice? Bisogna vedere più tipologie di macchine e poi ragionare sulla vostra esigenza. Quante varietà avete, no? Per cui cosa vuol dire? Raccolgo tutto contemporaneamente o posso raccogliere in 2 o 3 volte? Prego. Nella messa a dimora delle piantine c'è un intervento particolare da fare sul terreno, da fumigare, se dopo, per esempio, è stato estirpato un frutteto, può esserci qualche problema? Dipende chiaramente dalle condizioni del frutteto. Se aveva comunque problematiche sanitarie, allora per esempio lì sarebbe auspicabile aspettare di per sé, ok? Sì. L'elemento, cioè lì proprio il tempo ci dà la mano, ok? Perché fare interventi di questo tipo mi sembrano non necessari. Poi sì, il terreno viene lavorato, viene, cioè, in qualche maniera bonificato, fra virgolette, ok? Il terreno deve essere comunque terreno possibilmente soffice, idoneo a raccogliere l'apparato radicale. Attenzione a non, se avete piante autoradicate, a non mettere queste piante troppo in profondità. Questo è il punto chiave. Cioè, guardate, l'apparato radicale non è che deve essere messo a 70 cm, ha la dimensione corretta, perché altrimenti tendete a andare addirittura al di sotto del colletto. Questo è per esempio la presenza di un tutore. E il tutore può essere un bene, può essere un male. Un bene e un male. Un bene quando la zona è molto ventosa, perché avete fatto caso, noi qua non abbiamo messi, ma avevamo i shelter per le lepri, ok? Però alcune piante hanno un portamento, non sono più erette. Questo ha fatto sì che la pianta avesse uno sviluppo non proprio uniforme. Noi li abbiamo messi in altre reali e poi a un certo punto li puoi togliere, ok? Questo è l'elemento chiave. Io inizialmente, quantomeno un tutore, anche se piccolo, lo metterei. Poi a un certo punto attenzione che il tutore va messo sul lato nord della pianta, cioè sulla parte meno, va messo dietro la pianta, esposizione nord, ok? E attenzione, perché bisogna stare attenti che sia comunque un po' distanziato per evitare abrasioni e far sì che per la pianta poi comunque abbia uno sviluppo verticale e poi che non sia l'ostacolo allo sviluppo della chioma. Questo è l'elemento. Però io un tutore nelle zone anche non ventose, i primi 2 o 3 anni l'avrei messo. Tanto la cagnina poi si rompe. Ecco, volevo dire, conviene, oppure ognuno decide poi se mozzare la pianta o lasciarla crescere il primo anno? Cioè dalla base? No. 50 centimetri, oppure lasciare tutto... Primo anno generalmente si lascia un po' crescere per far sì che la pianta formi un apparato radicale, apparato fogliare, cioè diamo modo a questa pianta di affrancarsi, tra virgolette, certo. E poi si interviene già all'inverno successivo, facendo quel taglio che dicevamo noi, no? Perché all'inizio diamogli modo di formare, cioè di sviluppare quella chioma che ha comunque, perché ha delle gemme, e poi primo anno è un anno, tra virgolette, comunque che può essere delicato. Dare un ulteriore stress si può aspettare un pochino. Insomma, la piantina, so che il nocciolo ha un accrescimento molto molto lento, soprattutto i primi 2 o 3 anni. C'è maniera di accelerare questa crescita? Scusi, ma queste hanno 3 anni queste piante? Sì. Sono alte circa
un paio di metri, No. non tutte, ma molte sono alte 2 metri. A parte qui che c'è un terreno buono, perché ok. altre zone sono molto più restie. Rispetto a un melo, un pero o un pesco, in cui in 2 anni abbiamo già fatto la pianta, il nocciolo ci vuole molto più tempo, per cui vediamo un accrescimento molto molto limitato. C'è maniera, l'elemento importante è curare per dare un po'... sostanza organica certo, però anche concimazioni frazionate, no? Volte ad aiutare e irrigazione, in maniera tale che la pianta continui ad avere a disposizione di elementi nutritivi in quantità sufficiente, non eccessiva, ma anche assieme all'acqua, togliere tutte le erbe infestanti in prossimità della piantina e lì l'intervento della sarchiatura, perché è quello che l'aiuta, e questo è l'elemento chiave, cioè cercare di favorirne far sì che tutto quello che uno gli dà la pianta la possa assorbire. Quindi controllo delle infestanti, e concimazione frazionata, perché in questa maniera l'assorbe tutto, e irrigazione, far sì che la pianta ce l'abbia l'acqua, se non c'è. Ok, grazie. Penso che siete pronti per fare il test. Io vi ringrazio, ci vedremo alla raccolta allora. Grazie e ci vediamo il prossimo. Non lo so perché la macchina bisogna trovare. Sì, comunque faremo.